Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con l'edizione straordinaria di Antenna 3. Anche oggi dunque un lungo racconto che terminerà alle 21 di questa sera per darvi conto di tutto ciò che accade in Veneto, soprattutto legato all'emergenza coronavirus, ma non solo. Come sempre alle 12.30 ci collegheremo con Marghera, con unità di crisi, per la conferenza stampa del governatore Luca Zaia. Da lunedì, l'ho annunciato ieri, nuove linee guida per trasporti e case di riposo molto attese anche per la gestione dei prossimi passi futuri. Anche oggi comunque attese novità proprio dalla unità di crisi di Marghera. Tante le cose da dire, ovviamente la cronaca ci impone di ripartire da dove abbiamo finito ieri, e cioè con il dramma di Alex Zanardi e l'incidente che ieri poco dopo le 17 è avvenuto a Pienza in Toscana. Le condizioni appunto restano gravissime. Allora vi do subito l'ultimo bollettino del medico delle condizioni del campionissimo, che come sapete abita a Noventa Padovana, e quindi non tutta l'Italia, ovviamente tutto il mondo sportivo e non solo in apprensione, tanto più il Veneto che Zanardi ha scelto come terra, insomma, dove vivere. Allora l'ultimo bollettino delle 10.30 o poco più parla di condizioni stabili ma comunque di estrema gravità. Il campione paralimpico ha subito un delicatissimo intervento chirurgico alla testa ed è ricoverato al Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena dopo il drammatico incidente. Il bollettino dice che il paziente è sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico, è successivamente trasferito poi in terapia intensiva, ha parametri emodinamici e metabolici stabili, è intubato, supportato da ventilazione artificiale, ma resta grave il quadro neurologico, è in coma farmacologico. In mattinata ovviamente sono attesi altri aggiornamenti dai medici che assistono il campionissimo, e come vedete nelle immagini che avevamo mostrato anche ieri, Zanardi è finito contro un camion che viaggiava nell'altro senso di marcia in una strada provinciale, mentre era impegnato con altri 6 o 7 atleti lungo appunto la provinciale 146, ed era l'unico con handbike per la staffetta, diciamo, tricolore di questi giorni. Era in testa e prima di una curva, a quanto è detto dalla prima ricostruzione, ha perso il controllo del suo mezzo ed ha invaso l'altra corsia, andando a impattare dunque contro il mezzo pesante, che ha cercato di schivarlo ma non è riuscito a evitare l'impatto. La procura e i carabinieri sono ovviamente al lavoro per ricostruire questa dinamica e resta da capire evidentemente cosa ha causato questo improvviso cambio di direzione del mezzo dell'handbike di Alex Zanardi. Il 44enne senese alla guida del camion è iscritto al registro degli indagati per lesioni gravissime, ovviamente un atto dovuto ma tutto è da ricostruire. Ora però, al di là della ricostruzione, c'è l'ansia, l'attesa per le condizioni di Alex Zanardi, insomma simbolo di rinascita e che tutti sperano possa rinascere ancora una volta. Allora sentiamo, abbiamo raggiunto ieri sera il sindaco di Noventa Padovana, Alessandro Luigi Bisato, che ha raccontato così, insomma, in diretta le emozioni e la preoccupazione di un paese intero. Allora sentiamo le parole di Bisato di ieri sera e poi ci colleghiamo con il nostro primo ospite. Non so se abbiamo Bisato. È stato un fulmine a ciel sereno e veramente nutro un senso di disperazione, nel senso che c'è veramente mi hanno chiamato in tanti e sta notizia ci è entrata dentro nelle carni. Siamo veramente tutti in fortissima apprensione. Per noi Alex vuol dire sapere di avere una persona che ogni tanto vedi in giro per il paese, che si sta allenando con l'handbike, con cui abbiamo fatto tantissima festa quando gli abbiamo tributato tutti gli onori in occasione delle 2 medaglie, delle 3, delle 4 medaglie paraolimpiche che lui ha vinto, con delle feste di paese straordinarie, con una semplicità che solo lui sapeva dimostrare in quei momenti. Quindi c'è veramente una fortissima apprensione. È uno di noi, nel senso non perché per banalizzare o per farci belli di questo, ma perché lo si trova a fare la spesa dal benzinaio, oppure con la consueta velocità quando si sta allenando. Forza Alex, ti aspettiamo, dai, che ne hai già passata una di brutta veramente, ecco.
guardi, riemergono, riaffiorano le immagini che abbiamo visto tutti assieme in una piazza affollatissima qualche anno fa, in occasione di quando abbiamo fatto festa per la sua conquista delle Paralimpiadi. Lui ci ha fatto vedere un video che era la conseguenza del primo incidente e poi di come si era ripreso. Speriamo che sia un capitolo che ripassa da lì e che sa riportare il bello, Glielo auguriamo veramente con tutta la forza di cuore e d'animo che mi è possibile trasmettere, non solo personalmente, ma a nome di tutti i cittadini, perché non ho nemmeno il motivo di chiedere conto. So che la pensano tutti così. Allora, queste le parole di ieri sera di Alessandro Luigi Bisatto, il sindaco di Noventa di Piave. Fra poco poi ci collegheremo fra una decina di minuti circa proprio con Noventa Padovana, con il nostro Guido Barbato, per raccogliere un po' le sensazioni del paese dove abita il campionissimo. Poi vi farò risentire anche dal sito di Repubblica la testimonianza anche di chi era con lui ieri. Una notizia che certamente colpisce tutti, colpisce anche il nostro prossimo ospite, il senatore del Partito Democratico Andrea Ferrazzi. Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a lei. Allora, tantissimi messaggi ovviamente di vicinanza alla famiglia, al campione, la speranza insomma che ce la faccia anche questa volta, anche dal Premier Conte ieri, insomma da tutto il mondo e non solo sportivo. Che dire? Ha colpito profondamente perché Alex Zanardi è un simbolo di positività, di ottimismo, di voglia di vivere, di superamento delle barriere, del ricominciare dopo terribili batoste. Io ho avuto modo di conoscerlo piuttosto bene e abbiamo fatto anche insieme delle cose importanti quando ero assessore anche allo sport del Comune di Venezia, e devo dire davvero, al di là di ogni retorica, che è una delle persone più positive, più comunicative, più empatiche e con lo sguardo più pulito che abbia mai incontrato. Trasmetteva e trasmette questa forza, e io non ho dubbio alcuno che questa forza che lui ha dentro lo aiuterà in questa ennesima dura battaglia. Ovviamente non può sentire direttamente la nostra vicinanza e tutto l'affetto che si sta sviluppando a livello nazionale e anche a livello internazionale, però certamente la sentirà nel momento in cui si riprenderà da questo duro colpo. Ecco, io proprio adesso faccio anche vedere, lei ha postato un messaggio: forza Alex, sei una delle persone più positive e entusiaste che abbia mai conosciuto, un grande abbraccio, siamo con te. E questa foto a quando risale? Sì. Questa risale a quando ero appunto assessore allo sport a Venezia, era credo 2012, in occasione della maratona di Venezia, credo che appunto avevamo organizzato anche quell'anno, e avevamo accolto anche appunto la gara in cui partecipò anche Alex, e ricordo che quell'anno fu un'esperienza davvero particolarmente commovente perché trainò una persona gravemente, diciamo, malata per tutto il percorso della maratona stessa, quindi lo attaccò con una speciale, diciamo, un gancio speciale alla sua handbike e lo trascinò per tutto il percorso. Fu una cosa davvero straordinaria, e segno di una persona che non solamente appunto aveva superato il suo handicap, perché di questo si tratta, ma di una persona che già allora come oggi, durante questa dura battaglia, ha messo a disposizione questa sua voglia di riscatto nei confronti delle persone più in difficoltà. Cioè ha detto come: non solo io ce la posso fare, ma io sono un simbolo del fatto che nessuna persona va lasciata sola e che nessuna persona deve disperarsi. Questo è stato il simbolo, questo è l'Alex di oggi e di ieri, e quindi questo, io sono convinto, sarà anche l'Alex di domani, di cui abbiamo davvero bisogno nel nostro paese e nel nostro territorio. Certo, peraltro proprio in un momento del genere nel quale la parola d'ordine è ripartire, voltare pagine, insomma una persona così è importante come testimonianza. Allora, veniamo diciamo a cose un po' più meno drammatiche, ma comunque che riguardano il futuro. Torniamo a parlare di voto. Ieri il
voto il sì, la fiducia al Senato sul DL elezioni. Spieghiamo tecnicamente adesso allora ai nostri telespettatori. È stato votato il DL elezioni. Cosa manca per avere una data di un voto che viene invocata da più parti? Adesso cosa manca per avere proprio l'annuncio si vota quel giorno? Ma sono stati definiti alcuni paletti fondamentali, cioè che la data delle elezioni sarà quelle amministrative del 15 di settembre al 15 di dicembre, che si voterà in un'unica data per evitare dispersioni anche di quattrini di energie inutili tra elezioni amministrative comunali e elezioni regionali, e tra l'altro è stato unita anche il fatto che il referendum per il taglio del numero di parlamentari si farà appunto contestualmente. Inoltre è stata votata una sorta di richiesta di moral decision nei confronti delle regioni di evitare modifiche ora del sistema elettorale regionale, che naturalmente sono competenza dei consigli regionali, che possano favorire l'una o l'altra parte, quindi di non sfruttare, tra virgolette, questa situazione drammatica che si è formata col coronavirus, in modo tale che tutti abbiano la possibilità davvero, come vuole in democrazia, di concorrere alle elezioni più belle, più trasparenti, e che sia una festa appunto anche della partecipazione e della democrazia. Ora gli enti hanno la possibilità di scegliere, e quindi insomma è evidente ormai che la data delle elezioni più presumibile sarà il 20 di settembre. E io sono sempre stato, come lei sa, favorevole a una posizione di questo tipo. Non mi interessano le polemiche passate di Zaia che li teneva di votare in luglio, poi il 6 settembre, cose che secondo me non avevano alcun senso. Mi sembra che comunque sia prevalso il buon senso. Devo anche dire che la mozione che ha chiesto di evitare il voto prima del 20 settembre è stata tra l'altro proprio di Forza Italia, con l'astensione della Lega, che quindi non si è messa di traversa, e con l'appoggio anche di tutto diciamo, l'area più riformista, quindi del Partito Democratico. Fratelli d'Italia è stato l'unico partito in commissione che ha votato contro un'ipotesi di questo tipo, ma lei capisce che votare il 6 di settembre sarebbe stata una follia, voleva dire fare campagna elettorale a Ferragosto, cioè una cosa che non si potrebbe nemmeno spiegare. Senta, è d'accordo con la richiesta, peraltro trasversale, perché l'ha lanciata, diciamo, Lorenzoni, è uno dei candidati avversari di Zaia, ma poi insomma anche Zaia ha detto se è possibile, insomma, seggi fuori dalle scuole per evitare poi la chiusura delle scuole o i disagi, e che i sindaci abbiano modo di poter individuare delle altre zone dove poter fare i seggi? Ma questa è una richiesta trasversale, devo dire, di quasi tutte, credo, comunque di tantissime forze politiche anche a livello nazionale, quindi anche nel dibattito che c'è stato in queste giornate anche nel Senato è emersa più volte. Mi sembra una richiesta di assoluto buonsenso. Mi fa molto piacere che entrambi i candidati, quelli insomma probabilmente più significativi nella prossima tornata elettorale regionale, cioè Zaia e Lorenzoni, lo chiedono all'unisono. È un bel segno. Ci sono molte possibilità di organizzare bene queste elezioni anche in luoghi che non siano le scuole. È un'esperienza che è già stata fatta, non c'è nulla di nuovo. Dopo il terremoto in Emilia-Romagna di alcuni anni fa, i comuni del territorio della regione organizzarono le elezioni amministrative esattamente così, e funzionò benissimo. Senta, sul tema scuola, nel frattempo leggo in ANSA che il 25 giugno ci saranno manifestazioni in 40 città organizzate dal Comitato Priorità alla Scuola. Insegnanti, genitori, educatori, studenti dell'università e personale ATA saranno in piazza il prossimo 25 giugno per chiedere che il diritto all'educazione e all'istruzione sia garantito a tutte e a tutti. La comunità scolastica chiede di ripartire in presenza da settembre senza riduzione dell'orario scolastico. Ieri è andato giù pesante un suo ex, diciamo, collega di partito, Carlo Calenda, di Azione, dicendo insomma il ministro Azzolina sta facendo un disastro dietro l'altro, non abbiamo ancora le linee guida della scuola e manca poco, diciamo, a settembre. Cosa dice? Io non sono, devo dire con molta trasparenza, non sono entusiasta di come sta facendo questo ministro dell'istruzione. Io credo si possa fare molto, ma molto meglio, e che non si possa più tergiversare sulle date. Siamo già a fine di giugno e non sappiamo ancora le date di inizio. C'è un'incertezza che non è assolutamente più accettabile nei confronti dell'inizio dell'anno scolastico. Mi rendo perfettamente conto che
quello che si è vissuto in questi mesi è un inedito nella storia della Repubblica, e quindi è stato difficilissimo organizzare l'attività scolastica. Ho visto quello che hanno fatto i sacrifici delle famiglie, dei ragazzi, degli studenti, degli insegnanti, che nella stragrande maggioranza dei casi hanno dimostrato di avere una flessibilità e una competenza per ripensare totalmente un sistema formativo che mancava anche dal punto di vista proprio dell'infrastruttura, del software e anche proprio dell'infrastruttura della rete in moltissimi casi. E detto questo, però, bisogna colmare il gap, non è più pensabile di perdere neanche un giorno. Io ritengo che la scuola debba tornare in assoluta normalità in settembre. Ad oggi, nessuno di noi è Mago Merlino, ma ad oggi possiamo dirlo con un ragionevole, buonsenso, che a settembre si può ricominciare la scuola e si può ricominciare in classe, in aula, attraverso sistemi di sicurezza che ci possono essere, distanziamenti, eccetera. Ma io credo che la scuola senza contatto con gli insegnanti non abbia alcun senso. La scuola non è crocette su un dépliant o su un test. Scuola è relazione, scuola è non solo imparare le cose, ma scuola è relazione con i compagni, è capacità di sviluppare un senso critico, di vivere la comunità, di imparare a vivere anche con chi non ti è così simpatico a pelle, di imparare incontrare persone diverse, di culture nuove, di provenienze le più diverse. Scuola è incontro, scuola non è testa piena, ma è testa ben fatta, e la testa ben fatta bisogna avere l'esperienza dell'incontro e della relazione. Torniamo a questa scuola qui. Senta, nel frattempo gli stati generali come li vede? Insomma, proseguono in questi giorni, iniziati di fatto una settimana fa. Secondo lei il bilancio di questa settimana qual è? Io credo sia stato un atto molto importante per riuscire per ripartire come paese dopo un dramma di queste dimensioni. Bisogna unire le forze. Guardi, all'inizio i primissimi giorni di marzo in Senato il gruppo del PD mi chiede di fare un intervento in aula come Veneto. Lei si ricorderà ovviamente che in Veneto c'è stato un inizio molto drammatico dell'epidemia. E io dissi immediatamente tre cose. Prima, affrontiamo la questione sanitaria. Secondo, affrontiamo immediatamente quello che verrà immediatamente dopo la questione sanitaria, cioè la questione economica. E poi, terzo, la questione della compattezza sociale. Cioè noi possiamo ripartire solamente se questo coronavirus non distrugge la relazione, non distrugge il capitale sociale, il capitale umano, non distrugge la fiducia sociale, la fiducia tra le persone, tra le istituzioni e via dicendo. E quindi questo atto da parte di questo governo, da parte di Conte, di chiamare attorno a un tavolo tutte le parti sociali, è un atto importante che si muove da questi presupposti e che naturalmente poi deve sfociare e continuare a sfociare in atti molto molto concreti. E poi ovviamente uno dei temi è il rilancio del turismo, abbiamo parlato anche un po' ieri insomma, del bonus vacanze. Il turismo è legato anche alle infrastrutture e agli aeroporti. Su questo ieri ha fatto un intervento anche sulla sua pagina Facebook, molto localizzato insomma, sul territorio insomma, veneziano, parlando della bretella ferroviaria Dese Aeroporto Marco Polo. Lei dice in sostanza che la variante del progetto deve coinvolgere cittadini e territorio. Perché e perché non è così secondo lei? Beh, è così perché la legge lo stabilisce in maniera chiara e netta, che ogni studio di impatto di infrastruttura deve essere confrontato col territorio. Questo non vuol dire che il territorio mette il veto, cioè se ci sono delle opere, non è proprio questo caso, ma che hanno un interesse preminente statale, è chiaro che non può il singolo cittadino bloccare, non so, una linea ferroviaria che poi ha una risonanza e una conseguenza positiva per milioni di italiani. Però i cittadini vanno ascoltati, dice la legge questo, vanno coinvolti, vanno messi attorno al tavolo per capire come diminuire gli svantaggi, i problemi nei confronti dei cittadini e come dunque immaginare un'opera che possa davvero trovare la soluzione migliore per tutti. Siccome il progetto in variante è un progetto in grande variante, cioè più del 50% di questo progetto modifica il progetto originario, ed è anche fortemente impattante, ci sono decine e decine di case dove vivono cittadini che verranno abbattute, ci sono insomma distruzione di alcuni ettari di bosco e via in un territorio peraltro molto molto sensibile come la gronda lagunare,
è del tutto evidente che per fare un'opera, che è un'opera significativa, perché portare il treno negli aeroporti d'Italia per diminuire diciamo, la gomma è importante, quindi vede tutto il mio appoggio, ma questa opera deve essere un'opera che va a integrarsi con le richieste dei territori, B, deve essere la migliore possibile, evitare sprechi economici, sprechi di soldi per esempio, perché è chiaro che sono soldi pubblici e i soldi pubblici vanno spesi bene. Questo è quello che ho indicato peraltro anche altri elementi più tecnici che non sto qui a dire e che ovviamente riporto tanto qua perché sono stato eletto nel territorio veneziano e non solo, anche del Bellunese, di Rovigo e di Treviso, e di questo sono molto grato e molto orgoglioso, ma poi riporto naturalmente anche a livello del dibattito romano. Bene, questo dunque è la sua puntualizzazione, anche un po' il suo appello, vedremo come procederà poi questo percorso. Grazie allora, grazie ad Andrea Ferrazzi, senatore, buongiorno. Grazie, arrivederci. Allora, noi adesso ci colleghiamo con Guido Barbato, che vedo a Noventa Padovana, se non sbaglio, insieme a Cristian Roque Allende. Allora Guido, buongiorno, abbiamo letto poco fa un po' sinteticamente il bollettino delle 10:30, coma farmacologico, situazione stabile ma che resta grave, è un paese immagino con il fiato sospeso. Sicuramente Noventa Padovana non solo hanno tutti, ma anche Padova, in Veneto, tutta Italia ha fiato sospeso per le condizioni di salute di Alex Zanardi. In questo momento ci troviamo fuori dalla sua villa, che si trova in questo comune della Cimura. Facciamo così, scusa Guido, ti devo bloccare un attimo, perché c'è un problema con l'audio. Allora facciamo così, ci riproviamo fra qualche minuto. C'è un problema con l'audio. Allora, ci ricolleghiamo a te fra qualche minuto. Nel frattempo vi faccio vedere questa testimonianza dal sito di Repubblica, la testimonianza dell'amico di Alex Zanardi che si trovava con lui, Paolo Banchini, proprio nel momento del dramma. Sentiamo le parole drammatiche, insomma, di chi ha visto quello che è successo ieri pomeriggio. Eri insieme a Alex Zanardi? Sì, sono andato a fare il riscontro, io ero davanti a lui, ho sentito questo grande rumore perché mi sono girato e ho visto lui ribaltato e sulla fossetta. Quando sono tornato indietro ho visto una cosa che non avrei mai voluto vedere nella mia vita. Che è andata a sbattere contro il camion? Sì. Veramente sì. Poi com'è l'impatto non lo so, perché io non ero avanti. E per un atleta del suo calibro questa curva non doveva rappresentare? No, niente. È proprio la sfortuna maledetta, il destino, è quando dice che deve succedere qualcosa, succede qualcosa. E voi vi eravate incontrati poco prima a Torrita? Sì, io l'avevo preso nel pezzo tra Torrita e Pienza e quando mi ha visto era super carico, infatti ha detto: Paolo, quando sono con te sono i giorni più belli della mia vita. Questa è la drammatica testimonianza dell'amico che era con lui ieri alle 17, insomma, che ha visto quanto accaduto nella statale 146 a Pienza, lo ricordiamo, in Toscana. Non so se riusciamo a ricollegarci con Guido Barbato. Nel frattempo, peraltro, un lutto colpisce il Veneto, un lutto sportivo, perché è morto Mario Corso, leggendario, lo vediamo qui in un Twitter ufficiale dell'Inter, leggendario calciatore
della grande Inter degli anni 60 di Elenio Herrera, veronese, ecco, c'è Guido, veronese di nascita, 79 anni, storico, leggendario calciatore, morto, ne parliamo, eccolo qua, lo vediamo in questa immagine, uno dei protagonisti davvero di quella magica squadra che conquistò scudetti e 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe intercontinentali, insomma uno dei simboli della grande Inter che fece sognare i tifosi interisti ma anche italiani, insomma, negli anni 60, ed è morto a 79 anni, nato appunto a Verona 79 anni fa. Siamo di nuovo con Guido Barbato, vediamo se siamo riusciti a risolvere il problema dell'audio. Guido, rieccoci. Sì, Nicola, buongiorno a tutti nuovamente. Siamo appunto poco fuori dalla villa di Alex Zanardi, in comune di Noventa Padovana, comune della cintura urbana a est al confine con Padova, in una zona residenziale molto tranquilla, molto appartata. Ovviamente a casa non c'è nessuno, è molto probabile che i suoi familiari siano, anzi sicuramente, all'ospedale. Ricordo che Alex Zanardi, nativo di Bologna, ha sposato nel 96 Daniela e da allora si è trasferito qui a Noventa Padovana, il comune della sua consorte, e ha un figlio, Niccolò. Lo sconcerto non è solo degli abitanti di Noventa Padovana, l'apprensione, davvero la paura per il destino, per la salute di Alex Zanardi, è di tutta Padova, di tutto il Veneto e, possiamo dirlo tranquillamente, di tutta Italia, per il simbolo che è Alex Zanardi, per quello che è stato come sportivo sia quando appunto gareggiava in automobile e sia dopo il famoso tragico incidente del 2001, ma anzi forse soprattutto di più da quel momento, perché è diventato davvero un rappresentante, un autorevole, una bandiera dello sport paralimpico, e ha dato un grande incoraggiamento a tutte le persone diversamente abili e come ci ha detto poco fa il presidente del Comitato Veneto Paralimpico Ruggero Vilnai, ha rilanciato l'attenzione verso lo sport paralimpico e verso lo sport appunto delle persone diversamente abili. Questo è il grande merito che va riconosciuto assolutamente a Zanardi, che ricordo è stato ha avuto 4 titoli, ha vinto 4 titoli olimpici per quanto concerne la specialità della bicicletta su strada, ed è 8 volte campione italiano della handbike, appunto della bicicletta su strada per gli atleti paralimpici. Oltre appunto ai suoi trascorsi come pilota di auto da corsa, ha cominciato da ragazzo con il go-kart, ha risalito diciamo le categorie di potenza sempre più alte fino ad arrivare alla Formula 1, gareggiando per alcuni momenti, non per stagioni intere, per diversi team inglesi come Jordan, Lotus. Stava per entrare nel team Benetton quando il team manager era Flavio Briatore. Poi si sa che i piloti di Formula 1 devono portare in dote una tal quantità di sponsor, e quindi all'epoca magari erano miliardi, all'epoca sì, prima dell'euro, o dollari, insomma, per avere un posto sicuro in Formula 1. Questa cosa poi non si concretizzò mai in maniera stabile. Lui abbandonò per un breve periodo la Formula 1 e dopo un periodo appunto così un po' forse di scoraggiamento approdò alla Formula Kart negli Stati Uniti, che è quella particolare categoria di auto velocissime che superano i 350 km/h in circuiti in genere ad anello tipo Indianapolis, e purtroppo uno di questi circuiti, insomma in uno di questi circuiti, ma in Europa, in Germania, avvenne poi quell'incidente. Speriamo che anche in questa occasione Alex Zanardi sappia risorgere come è risorto da quel terribile schianto del 2001 e dimostrare al mondo nuovamente la sua grande tempra e la sua grande volontà di trasmettere che nella vita l'unica disabilità, come dice lui, è quella di non credere nelle proprie qualità e nelle proprie capacità. È un messaggio che per le persone diversamente abili è di grande effetto, e crediamo che in tutto questo periodo lo abbia avuto. Vi dicevo, quindi nei paraggi c'è molta incredulità, c'è anche molto silenzio, perché come potete vedere dalle immagini del collega Roque Allende è una zona sì residenziale, ma abitata da case insomma di un certo livello, o comunque insomma piuttosto di persone benestanti, non molto lontani dal municipio di Noventa Padovana. Andremo a sentire anche un po', appena possibile, qualche reazione dei suoi concittadini, ma vi posso assicurare che le reazioni dei noventani sono le stesse dei padovani, di
del rettore del Santo che l'ha incontrato pochi giorni fa, dei veneti e degli italiani tutti. Su questo direi che non c'è dubbio. Certo, peraltro sì, la moglie e il figlio ovviamente sono lì a Siena all'ospedale, e ci raccontava ieri Bisato, insomma, che lui risiede qui e lo vive il paese, insomma, non è uno che abita e resta isolato. Le diceva Bisato, lo vediamo girare, fare la spesa, insomma, quindi è uno che in paese è ben conosciuto. Sì, posso confermare questa cosa, d'altra parte non potrei smentire il sindaco di Noventa Padovana, ma posso anche dirvi che Alex Zanardi, è molto facile vedere Alex Zanardi magari la domenica, se ci si sposta sui Colli Euganei, che in genere sono invasi nella bella stagione da molti ciclisti. È assolutamente abbastanza ordinario vederlo prepararsi su e giù per le strade dei Colli Euganei. L'ho visto anch'io un paio di volte almeno, quindi insomma, succede che, come magari per Coppi, per Bartali o per i grandi campioni, parlando del passato, di attuali, se qualcuno lo riconosce, insomma, il saluto è lanciato con grande affetto e sempre, soprattutto devo dire, con grande stima per quello che è come personaggio, insomma. Benissimo, allora grazie. Allora continua il tuo giro per raccogliere queste sensazioni appunto a Noventa Padovana, ma non solo, in attesa peraltro di capire se dovrebbe esserci adesso un altro bollettino. Grazie a Guido Barbato, grazie a Cristian Garocchi e Allende, che quindi poi questa sera ci racconteranno le emozioni di un paese che in attesa, ovviamente come tutto il Veneto e non solo, di quanto accade all'ospedale di Siena. Sono tantissimi messaggi di vicinanza di queste ore via social. Ovviamente abbiamo parlato del Premier Conte, insomma, ma è chiaro che è tutto il mondo che lancia messaggi di vicinanza a Zanardi. Il messaggio è uno solo, insomma, forza campione, quello di rimettersi e di uscire anche questa volta a vincere. Uno in particolare che riguarda anche il Veneto è quello di Manuel Bortuzzo, il nuotatore trevigiano, come ricorderete, che è rimasto paralizzato dopo quell'agguato a Roma e che ha detto: da Alex ho imparato a cercare un dono nella mia tragedia. Le parole di Manuel Bortuzzo. Allora, pochi istanti di pubblicità, poi continuiamo la nostra edizione straordinaria. Ci stiamo avvicinando alla diretta del governatore Zaia. Rieccoci in diretta, 12.05, fra 25 minuti circa vedremo in diretta come sempre la conferenza stampa del governatore Luca Zaia. Attese novità importanti oggi, per cui da seguire ancora di più se ce n'era bisogno. Vi ricordo che stiamo anche in attesa di capire se c'è un nuovo bollettino per le condizioni di Alex Zanardi. C'è il Veneto trepidante, ovviamente non solo l'Italia ma anche un paese, Noventa Padovana. Ci siamo collegati poco fa con Guido Barbato dal paese dove risiede il campionissimo che appunto è rimasto vittima di un grave incidente ieri a Siena. Vi leggo anche questa notizia di cronaca e poi andiamo subito dal nostro ospite. Una notizia di cronaca da Vicenza, dove un uomo di 50 anni ha perso la vita la scorsa notte all'interno di una proprietà privata in cui si trovano dei garage. Secondo una prima ricostruzione, all'interno del cortile è entrato un automobilista che, mentre stava parcheggiando il veicolo in retromarcia, ha avuto l'impressione di aver urtato contro un ostacolo. Una volta sceso dal mezzo si è accorto di aver investito e poi travolto una persona. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per il cinquantenne. Non è escluso che però l'uomo fosse già a terra, forse per un malore. Questo è successo la scorsa notte a Vicenza. Purtroppo una tragedia. Vi ricordo anche il lutto nel mondo del calcio, e anche un lutto che colpisce il Veneto, perché è nato a Verona 79 anni fa, è morto Mario Corso, grande stella dell'Inter degli anni 60. Adesso torniamo a parlare del coronavirus, o meglio della fase 3 dall'uscita da questa emergenza sanitaria. Lo dicevamo, linee guida in arrivo la prossima settimana per case di riposo e trasporti pubblici. Invece linee guida che erano già preventivate e che sono diventate operative per i cinema. Questa settimana è stata la settimana in cui i cinema tornavano operativi. Allora facciamo un bilancio di come è andata questa prima settimana, insomma, gli scenari futuri, con il direttore del cinema Astra di Padova, Alberto Fassina. Buongiorno. Buongiorno, salve. Buongiorno. Allora, si è iniziato il 15, siamo a sabato, insomma è molto presto ovviamente, ma come sta andando, come è andata? Quali sono le prime impressioni? Allora, intanto una precisazione: è iniziato il 15, nel senso che dal 15 c'è stata data la possibilità, certo, di riaprire. Noi
concretamente abbiamo riaperto giovedì, quindi 2 Certo. giorni fa, perché diciamo che la settimana cinematografica va dal giovedì al mercoledì, no? Certo. Il giovedì il pubblico è abituato alle nuove uscite, insomma è l'inizio del weekend, e quindi noi abbiamo tenuto questa scansione, insomma, perché poi sempre da un punto di vista proprio dei numeri il lunedì è il giorno più debole della settimana. Immagino. Perché è appena passata la domenica, c'è meno gente, alcuni Allora, cinema fanno pure il turno di riposo, quindi insomma noi siamo partiti giovedì, quindi abbiamo 2 giorni alle spalle di questa nuova allora, fase. le prime impressioni, i primi che sono arrivati, cosa vi dicevano? Sapevano come muoversi? Allora sì, devo dire che i primi arrivati sono proprio, come dire, il pubblico fedele, insomma, che ha voluto dare un segnale, che è stato colto e apprezzato, perché sì, secondo me, tra l'altro, non so, una caratteristica del cinefilo, insomma, è proprio un affetto per il luogo, insomma, no? Cioè, avrà visto anche tanto cinema a casa durante questa quarantena, però insomma, secondo me proprio al cinefilo piace il luogo, no? Piace comprare il biglietto, piace fare 2 chiacchiere, piace fermarsi dopo la proiezione. Queste cose mancavano e i primi che hanno potuto l'hanno fatto. Infatti noi siamo stati anche contenti come affluenza, abbiamo avuto una 60ina di spettatori soltanto con uno spettacolo, cioè in realtà 2 film, uno spettacolo per film, 30 spettatori, insomma noi non sapevamo neanche cosa vi aspettavate? Portati, insomma. No, non ci aspettavamo, cioè io penso che in questa fase cioè veramente non si sa che cosa aspettarci. Io posso dire che mi aspetto che da settembre un po' questa cosa un po' lo si respira, secondo me anche su altre attività, insomma pian piano si spera ce la lasceremo alle spalle come sensazione, quindi si tornerà insomma un po' più a frequentare serenamente alcuni luoghi. Poi dopo i numeri francamente sarà insomma un po' una salita, adesso è un po' una traversata nel deserto, proprio perché l'estate la sala al chiuso, cioè già soffre di suo. Arrivare dopo 4 mesi di chiusura in questo tipo di clima è proprio, cioè noi stiamo pensando a settembre, insomma, fondamentalmente, però è anche necessario dire al pubblico che questa cosa qui c'è, cioè si può tornare al cinema e riaccendere le luci, i proiettori, e questa cosa andava fatta, insomma, secondo noi, ecco. Senta, ricordiamo allora quali sono le indicazioni per chi volesse andare al cinema, così le ribadiamo. Certo, allora le indicazioni, tanto per dare così, insomma, sono molto simili a quello che c'è per la ristorazione, cioè si entra nel locale con la mascherina e poi quando ci si siede come al ristorante al tavolo o nel caso del cinema sulla poltroncina ci si toglie la mascherina, quando ci si alza per andare a pagare il conto, per uscire ci si mette la mascherina e via così. Questa l'informazione, perché è una delle prime cose che chiedono, dicono ma devo tenere la mascherina per 2 ore di film? No, la mascherina non va tolta. L'altra indicazione importante da dare, che il pubblico in questi giorni ci chiedeva, insomma, ma quindi c'è la sala scacchiera? No, non c'è la sala scacchiera, quindi non vuol dire un posto sì, un posto no, vuol dire fondamentalmente che le persone congiunte, gli affetti stabili, tutte queste formule che abbiamo un po' imparato a conoscere, e soprattutto si capisce, diciamo, dalle indicazioni che ci sono state date, che si dà responsabilità, insomma, al pubblico, cioè nessuno ovviamente certifica niente sui tipi di relazioni tra le persone, però insomma il discorso è che se una coppia viene al cinema o una famiglia di 4 persone viene al cinema, si siedono tutti e 4 vicini e chi arriva dopo, che non c'entra nulla con quella famiglia, con quella coppia, con quella situazione amicale lì, si siede a un posto di distanza. Per noi i posti corrispondono praticamente al metro che ci viene richiesto e quindi il cinema può apparire come 4 persone, una poltroncina libera, uno da solo, una poltroncina libera, 2 persone, una poltroncina libera, 3 persone, una poltroncina libera, cioè tra persone che non si conoscono sempre una poltroncina, tra persone che si conoscono invece si può stare vicino.
Chiaramente, non so se certo, chiaramente... comunque non è la scacchiera, quindi non vuol dire metà dei posti, insomma. Certo, e poi è importante perché molti si chiedevano all'inizio, ma allora la famiglia ha distanziato, la famiglia è un nucleo per cui i conviventi, come accade insomma per le regole poi di base, possono stare vicini perché sono conviventi. Posti, tanto per intenderci, se ci sono 2 famiglie da 4 persone, ci saranno 4 posti, uno in mezzo libero, 4 posti, e quindi si occuperanno su quella fila da 10 posti, si occuperanno ben 8 sedute, insomma. Queste persone però sono separate da un posto soltanto. Chiedo scusa se me lo sono perso. Per quanto riguarda invece le bevande, i popcorn, lo sappiamo, quello non si può, insomma, no? No, quello anche qui c'è stata nell'ultimo, considerate che a noi ci hanno permesso appunto di aprire il lunedì, però le ultime indicazioni, ma anche qui sono le tempistiche a cui ormai siamo un po' abituati, sono arrivate mi sembra sabato pomeriggio, e dalle ultime indicazioni sì, si può con le bevande e il cibo, e anche lì nelle indicazioni si fa riferimento alle norme della ristorazione. Faccio un esempio: il Cinema Astra non ha materiale, cioè non vende popcorn, non ha il caffè, ma soltanto come dire, le caramelle, insomma la bottiglietta d'acqua, quindi cose chiuse, e quindi ci limitiamo lì alla vendita. Francamente non so, perché non mi sono informato, perché a me non interessava direttamente, invece chi ha una somministrazione dove viene elaborata una materia, insomma, quindi preparare un caffè, igienizzare, preparare dei popcorn, si dice appunto che si fa riferimento alla ristorazione. È un ambiente che appunto che non conosco e che non ho studiato, però insomma sì, come uno può prendersi un caffè al bar, può prenderselo anche nella multisala di turno, insomma, dove c'è il caffè. Questo mi sento di aver capito. Senta, riavvolgiamo un attimo il nastro. Per chi fa il vostro mestiere, che chiaramente immagino la risposta, insomma un po' come tutti i settori, ma vorrei la sua testimonianza. Nel vostro settore che mesi sono stati? Davvero immagino difficili. Sono stati mesi stranissimi, insomma anche un po' difficili da elaborare, nel senso che il cinema, se ci pensate, veramente non va mai in vacanza. Cioè, primo dell'anno tutti sanno che è uno dei giorni più forti per andare al cinema, il 26 di dicembre, a Pasqua, insomma, tutti i ponti, le feste comandate, cioè si va al cinema. Cioè, noi che lavoriamo in questo settore, proprio il concetto di chiusura c'è estraneo, no? In alcune situazioni ovviamente ci sono le ferie, insomma, quello ci sta, però un proiettore spento per 4 mesi non è mai accaduto. Cioè proprio l'idea di, ripeto, cioè il laboratorio cinematografico cioè la sala è stata pensata per essere sempre aperta, insomma. Penso che un multiplex, al contrario di una pizzeria che giustamente magari una situazione più piccola e si fa 2 settimane di ferie, un multiplex non chiude mai, cioè non chiude mai ad agosto, non chiude mai per le feste. Quindi proprio la chiusura e il cinema sono 2 cose che non si sono... Questo concetto di chiusura e il cinema sono 2 cose che non si sono mai trovate. Per dire che è stato tutto strano, cioè addirittura ci consigliavano i tecnici di andare al cinema ogni tanto e accendere i proiettori, perché insomma i proiettori sono parti meccaniche, perché ci sono le lampade, sono parti elettroniche, un po' come il computer, un po' come la macchina quando la lasci tanto ferma in garage, insomma, poi dopo magari la trovi con la batteria scarica. Quindi insomma ci si è trovati a proiettare un film, un blocco pubblicitario, dei trailer per vedere che dopo 2 mesi il proiettore funzionasse ancora, insomma, no? Ed erano sensazioni un po' strane, insomma, andare nella propria sala e insomma, accendere il proiettore per vedere se dopo 2 mesi funzionava, perché 4 mesi cioè qui a Padova, nel Veneto, insomma, noi abbiamo chiuso il 23 di febbraio, abbiamo riaperto il 18 di giugno, sono proprio 4 mesi pieni, e alcune strutture addirittura non hanno ancora aperto, e per cui ci saranno dei cinema dove veramente il proiettore non lavorerà per 6-7 mesi, cioè chi riapre a fine agosto, e
E devo dire che è proprio strano, cioè vedere il cinema vuoto così tanti giorni. Certo. Ecco. Guardiamo invece adesso al futuro. Allora, 2 giorni di apertura, il banco di prova un po' iniziale è questo weekend allora? Inizia questo weekend, naturalmente si possono fare un po' di ironie sulla nostra situazione. Allora, tanto noi, uno dei titoli che abbiamo in programmazione, che è un bellissimo film francese presentato a Cannes, è I Miserabili, e un po', insomma, è un titolo che ci fa ridere, non sappiamo se siamo miserabili noi, il nostro settore, le cose, insomma, però perché noi siamo stati il primo settore a chiudere e l'ultimo a riaprire, insomma, riapriamo con I Miserabili, che è un ottimo film, e tutto questo per dire che questi primi 2 giorni, sì, e naturalmente siccome siamo miserabili, no, adesso insomma si fa per scherzare, ha piovuto tutta la settimana, come ben sapete, peraltro, certo. E naturalmente riapriamo noi. Guardavo l'altro giorno, come facciamo molti sul telefonino, cioè 8 giorni di sole. Questo diciamo non aiuta. Per noi dell'ambiente, adesso mi dispiace insomma dirlo così, però cioè, quando noi vediamo le nuvolette sulle previsioni del tempo siamo sempre più contenti. È un calcolo che dovete fare, ovviamente, certo. Così, finalmente riapriamo dopo 4 mesi di chiusura, dopo 2 settimane per 10 giorni di pioggia, e ci becchiamo naturalmente tipo forse il weekend più bello degli ultimi mesi, e quindi sarà ancora più difficile, però noi ci siamo, insomma, e i bilanci, ripeto, come dicevo all'inizio, non sappiamo, cioè secondo me sono buoni, nel senso che noi siamo contenti sia della parte affettiva del pubblico che anche dei numeri, perché dico un dato, se io devo guardare il giovedì dell'anno scorso nello stesso periodo, cioè quindi giovedì 18, ho fatto la metà degli spettatori di questo giovedì, quindi diciamo che se dovessimo registrare noi giovedì abbiamo fatto rispetto all'anno prima un più 100%, cioè il doppio, e sono numeri piccoli, però insomma mi ha fatto più piacere, insomma se uno deve iniziare a fare delle piccole stime, dice ho lavorato il doppio dello stesso giovedì dell'anno scorso. Certo, questo è anche il giusto modo di ripartire, insomma, questo ottimismo, insomma, che ci sta. I numeri ognuno li legge come vuole, noi li vogliamo leggere nella maniera positiva, insomma, doppio degli spettatori, si riparte, il sole non ci spaventa niente. Benissimo, grazie Alberto Fassina, buon lavoro. Ora magari faremo un bilancio un po' più avanti, grazie davvero. L'ottimismo insomma è importante ed è anche una delle lezioni, per tornare ad Alex Zanardi, di Alex Zanardi. Lo ricordiamo, l'ultimo bollettino che abbiamo letto poco fa parla di condizioni stabili ma sempre molto gravi. Il campionissimo è in coma farmacologico e dunque si tratta di attendere, di capire com'è l'evoluzione. Ovviamente i politraumi, soprattutto la testa, sono quelli che preoccupano di più dopo l'incidente avvenuto a Pienza nel pomeriggio di ieri, un incidente nel quale evidentemente per il quale è stata aperta un'inchiesta da parte della Procura di Siena, e è iscritto nel registro degli indagati il camionista che si trovava appunto alla guida del mezzo pesante, è iscritto nel registro degli indagati per lesioni gravissime, un atto dovuto, anche se appunto come sembra e come abbiamo detto dalla ricostruzione pare che sia stato proprio Zanardi ad aver perso il controllo della sua handbike, andando quindi a invadere la corsia opposta dalla quale proveniva il mezzo pesante. Questa è la situazione. Allora, in attesa di collegarci con, lo vedo alle mie spalle, la sala stampa della unità di crisi di Marghera, noi vediamo anche un servizio che riguarda il bonus vacanze. Allora, bonus vacanze, un'app dal 1° luglio, ma è uno strumento che non piace molto, direi, alle categorie e anche all'assessore regionale al turismo Caner. Vediamo. Ci credevo al bonus se fosse stato fatto seguendo le direttive delle regioni. Così come è stato fatto, diciamo che è stato un po' rovinato. Uno scetticismo che non passa inosservato sul bonus per le vacanze in Italia, quello dell'assessore al turismo del Veneto. Del resto uno strumento importante per il rilancio della prima voce economica della regione, secondo Caner alla fine si rivelerà un'arma spuntata.
Non solo l'importo è stato ribassato rispetto a quello che avevamo previsto all'inizio, ma soprattutto con questo sistema misto, che una parte è un voucher che l'albergatore deve di fatto anticipare e quindi poi aspettare i soldi dal governo, quindi l'albergatore che fa da cassa per il turista e non va bene. In sostanza bonus economicamente povero ma ricco di burocrazia, come la registrazione dell'identità digitale o la divisione del rimborso con l'80% a carico dell'albergatore e il 20% come sconto d'imposta per le famiglie, che peraltro non devono superare la soglia annuale di 40.000 euro. Il Veneto aveva un'idea completamente diversa. Noi volevamo semplicemente che il turista avesse la possibilità di pagarsi la vacanza di pagare la vacanza subito, quindi l'albergatore viene in possesso di liquidità fresca e poi la deduceva dalle tasse, l'intera spesa che avrebbe effettuato e non soltanto 500 euro a famiglia. Ma sulle decisioni romane ora Venezia può fare ben poco, ecco perché la regione ora punta sulla promozione soprattutto all'estero. Ricordo che su 70 milioni di presenze turistiche 50 sono stranieri. Assessore che comunque è ottimista sul ritorno dei turisti, considerando che la stagione sul litorale dà segnali più che positivi e a Venezia per luglio 8 alberghi su 10 hanno annunciato la riapertura. E se dovessero essere confermati questi numeri, un primo risultato arriverebbe già in accordo con Save anche per l'aeroporto di Treviso. Noi faremo anche una campagna promozionale anche attraverso alcune compagnie aeree e quindi siamo convinti che l'aeroporto aprirà anche prima di ottobre. Ma allora abbiamo chiesto un po' ai cittadini cosa ne pensano del bonus vacanze. Sentiamo cosa ci hanno risposto. Hai sentito parlare del bonus vacanze? Sì, ho sentito parlare del bonus vacanze. Cosa ne pensi? Che è una mancetta e quindi sì, non mi sembra una proposta seria. Beh, voglio dire, qualsiasi offerta è così auspicabile. Basta che non sia come quella delle biciclette elettriche, che ho sentito che è un macello. È una cosa buona da questo punto di vista, è il meccanismo che è sbagliato. Non si può pretendere che l'albergatore versi l'80% che dopo lo detrae dalle tasse, che forse è in negativo anche, e il 20% lo stesso. È sbagliato. Io ho un B&B, quindi no comment, perché secondo me sono tutte cose assurde. È ovvio che va data alle famiglie, perché sono famiglie magari in difficoltà, che l'anno scorso, gli altri anni si muovevano a stento, quest'anno è andata come è andata, insomma. Nonostante il bonus non ci sono soldi, si rimane a casa. Ancora ritirare la cassa integrazione, quindi... Non è molto convinta? No, per niente. Non basta neanche per vivere. Quindi è una brutta iniziativa? Non basta neanche per vivere con quello. Quindi non vai in vacanza? Non io. A casa della morte e basta. È un po' complicato ottenerlo. Sì, sono un po' preoccupata, però cerchiamo, vediamo, cerchiamo capire. Vogliamo andarci in vacanza? Sì, tanto! È un settore agganciato al turismo, ovviamente, che sta soffrendo particolarmente la limitazione per il coronavirus, è quello degli autoservizi. Pullman, corriere e scuolabus fermi, al punto che più di qualche imprenditore è tornato a fare il camionista. Molti di noi sono tornati a fare i camionisti perché magari avevano la patente e sono saliti su un camion, perché non puoi vivere con i 600 euro che ti dà il governo, i 1000 che ti darà adesso l'Agenzia delle Entrate. Una denuncia chiara, quella del presidente di Confartigianato Asolo Montebelluna sul settore degli autoservizi alle persone. Un settore finito con le restrizioni anticontagio letteralmente in ginocchio. Il nostro settore è completamente fermo, non ci sono le missioni all'estero dei tecnici, non ci sono i commerciali che partono e non ci sono i turisti che arrivano, quindi le scuole sono ferme, le gite scolastiche per i bus operator non ci sono, quindi noi siamo fermi completamente. Per questo Bosa lancia una richiesta al governatore del Veneto. È il limite sul numero dei passeggeri che possiamo portare nei nostri mezzi, che adesso siamo fissati alle metà della capienza dell'omologazione del mezzo. Quando un normale cittadino con la sua macchina, se porta delle persone estranee al nucleo familiare, può andare a pieno carico, come può andare a pieno carico la società sportiva dilettantistica con i propri ciclisti, tennisti, come può andare a pieno carico l'abusivo, che ha un furgone, ci può fare concorrenza perché lui può andare via con 8 persone e noi siamo costretti ai 4 passeggeri. Quindi in un periodo che c'è poco lavoro, avere anche questo limite, dover rinunciare a quei pochi lavori che ci sono, magari la cena salvapatente con il gruppo di amici che ti chiede di accompagnarli, ci sembra assurdo.
Mancano pochi minuti, 2 minuti circa alla conferenza stampa del governatore Luca Zaia. Vi leggo intanto una nota del sottosegretario dell'economia Pierpaolo Baretta che riguarda i rimborsi degli ex popolari. Ne abbiamo parlato ieri con Patrizio Miatello. A più di 2 anni dalla costituzione del fondo per i risparmiatori traditi siamo finalmente pronti per i primi rimborsi, lo afferma in una nota il sottosegretario Baretta all'indomani della chiusura dei termini per la presentazione delle richieste di rimborso al FIR. Alla scadenza dei termini, lo scorso 18 giugno, prosegue Baretta, sono state presentate oltre 144.000 domande, di cui 50.000 soltanto nel Veneto. È la conferma che questo strumento, pensato insieme alle associazioni dei risparmiatori nel 2017 e inserito dal governo Gentiloni nella legge di bilancio 2018, è la strada per restituire dignità a tante famiglie e rinsaldare quel rapporto di fiducia con lo Stato che la crisi bancaria avevano compromesso. Io do sempre un'occhiata a Marghera. Ora è necessario accelerare i rimborsi, prosegue Baretta, approvando gli emendamenti al DL Rilancio che semplificano i controlli e attuando, conclude, la possibilità di anticipo del 40% per le domande incomplete. Quindi questo è un tassello importante per il rimborso dei tanti truffati dalle banche popolari. E quindi 50.000 richieste dal Veneto alla scadenza del 18 di giugno. Torniamo invece a parlare di coronavirus parlando del Venezia Calcio. Il Venezia ha da poco lasciato Mestre in direzione di Trieste, dove stasera dovrebbe affrontare il Pordenone. Sapete, una gara che è rimasta in bilico e resta tuttora in bilico. Dovrebbe affrontare il Pordenone allo stadio Nereo Rocco. La partenza, informa la società, è stata possibile grazie alla disponibilità dell'ULSS veneziana, che questa mattina all'alba ha effettuato i tamponi presso l'hotel dove il gruppo squadra si trovava in isolamento fiduciario. Tuttavia, precisa la nota, al momento sussistono ancora oggettive criticità da risolvere per permettere l'effettivo svolgimento della partita. Quindi questo per quanto riguarda il calcio e il Venezia Calcio. Vediamo se sta per iniziare, dovrebbe iniziare a momenti, peraltro una conferenza stampa che si annuncia importante con alcuni annunci importanti. Peraltro siamo in attesa anche delle linee guida annunciate da Zaia e dall'assessore Lanzarini, dall'assessore De Berti, sui trasporti da una parte, ma anche sulle case di riposo. Nel frattempo vi leggo un'altra nota che riguarda invece le spiagge, ma c'è il governatore Zaia, allora ne parleremo dopo. Sentiamo il governatore. Salvo i tempi. Grazie, 12:31, perfetto, grazie, iniziamo subito. Oggi abbiamo come ospite il dottor Rigoli, ma poi vi parlo della comunicazione che darà il dottor Rigoli. E passerei subito al bollettino, così economizziamo nei tempi. Totale tamponi 871.027, sono quasi 12.000 più di ieri, sono 11.980. Isolamento, persone in isolamento sono 896, meno 19 rispetto a ieri. Numero di positivi 19.238, più 3. Qui è Verona, giusto? Ricoverati sono 224, e qui il dato è bello perché sono solo 27 i coronavirus. Terapie intensive 12, più 1. E un positivo solo. Dei 12 un positivo. Totale morti, abbiamo passato la soglia dei 2000. 2002. Sono 4 in più rispetto al bollettino di ieri che vi ho dato ieri. Morti in ospedale sono 1423. I dimessi sono 3.540, 13 dimessi da ieri. I nati sono 98. 2-3, voi sapete che il sabato e domenica siamo pieni di bimbi che portano disegni, vabbè, insomma, ci tenevo a salutarne alcuni, però intanto facciamo gli auguri alla signora Norina Agostinetto che fa 100 anni. È in gamba e ci ha chiesto degli auguri e quindi... Prego?
quindi gli auguri alla signora. Volevo dirvi che rispetto alle ordinanze noi siamo pronti lunedì per quella dei trasporti, e se il comitato tecnico scientifico ci dà l'ok facciamo trasporti e anche case di riposo e gli altri centri lunedì. È già in lavorazione, cioè noi l'abbiamo già scritta, è in lavorazione il comitato tecnico scientifico per il parere. Ballo di coppia, è risolto il problema, nel senso che dite a tutti quelli che vi stanno scrivendo nelle redazioni e nei messaggi che il ballo di coppia, quindi i latinoamericani, liscio, tutte queste robe, si è risolto con una FAC, quindi abbiamo fatto un parere già ieri mi sono dimenticato di dirlo, quindi i balli di coppia sono possibili, ovviamente tra congiunti, dopo sarà da dimostrare la storia del congiunto. Vabbè, tra congiunti, non so che prova chiederanno sulla congiunzione, ma ci sarà comunque, tra congiunti è possibile. Quindi non conviventi ma congiunti. È come la storia, vi ricordate quando si è aperto per le visite, si diceva dai congiunti, che poi i congiunti in quell'interpretazione erano anche gli amici stretti, quindi possono ballare tutti. Vabbè, se che aveva scritto così, non cambia. Detto questo, altre informazioni, perdonatemi se vado in maniera veloce. C'è Matilde di 12 anni di Oderzo che aveva risparmiato i soldi per il tablet e ce li ha donati, quindi la ringraziamo, li ha donati al coronavirus. Poi Christian di 10 anni ci ha mandato questo. Abbiamo Beatrice di 10 anni di San Donà, ci ha mandato questo. Sono tutti i disegni che ci mandano i bimbi. Leonardo, 13 anni di San Donà di Piave. Poi c'è un bimbo di 3 anni, la mamma ci manda questi, 2 disegni che ha fatto. Si chiama Vittoria di Alma Maran, 3 anni, di Cavazzale. Ecco. Anche questi andranno esposti. 3 anni e comunque, fra l'altro c'è anche da dire che stiamo facendo un comitato scientifico con degli psichiatri esperti in età evolutiva, insomma, che danno anche l'interpretazione per un percorso logico di questi. E fra l'altro ci hanno evidenziato, si sono fatti vivi loro, ci hanno evidenziato che l'unica realtà che si è occupata dei bimbi nel periodo del coronavirus sarà perché magari l'abbiamo fatto perché c'è stata questa contestualità, siamo stati noi. Perché se ci pensate, noi e voi siamo gli unici che hanno valorizzato l'inquietudine purtroppo e tranquillizzato i bimbi presi da questa inquietudine. E poi c'è un altro bimbo che ci ha mandato, Marco di 3 anni, ha fatto Zaia e Pulcini. Però insomma. E infine altri bimbi che sono venuti stamattina. Angelica Lanza ci ha dato questo, 8 anni di Mestre. Il fratellino Manuel Lanza, 13 anni di Mestre, ha portato questo. E poi un bimbo che è venuto qui questa mattina, Jacopo, è un cuscino questo, è una federa. Chi è che me lo tiene un attimo, per favore? Jacopo Lecci, e mi ha consegnato questo bimbo e mi ha detto: nota che il libro è chiuso, mi ha detto. È il leone col libro chiuso, quindi il libro chiuso, leone in tempo di guerra, perché è a guerra contro il coronavirus. Quindi abbiamo un popolo di bimbi che sono veramente eccezionali, quindi li ringraziamo tutti. Per le donazioni voglio ricordarvi, ed ho chiuso, che si sta incrementando ancora, non siamo ancora arrivati alla soglia fatidica dei 58 milioni, ma ci manca poco, quindi faccio ancora il mio appello a chi volesse ancora versare. Siamo comunque arrivati a 39.093 versatori, perché hanno già versato. E poi saluto e ringrazio e lo faccio volentieri. C'è un pacco alimentare che si può comprare, Festa Dea Paia 2020 di Saletto di Vigo d'Arzere. Il ricavato va, salutiamo l'assessore che è qui,
il ricavato va alla Città della Speranza e quindi ci tenevo, e quindi grazie per questa iniziativa. Elisa Cavinato, l'assessore che è qui. Dottor Rigoli è qui oggi perché ci abbiamo lavorato, anzi lui ci ha lavorato, poi ci siamo sentiti molte volte. È un lavoro che non è una banalità. Oggi vi dirà delle cose che non si sanno e non sono neanche scritte da nessuna parte. Però il dottor Rigoli è primario di microbiologia a Treviso, è presidente nazionale, vicepresidente nazionale dei microbiologi ed è coordinatore, nel senso per la sanità del Veneto, gli abbiamo dato il ruolo di coordinare le 14 microbiologie che fanno le analisi dei tamponi, cioè in laboratorio si cerca il virus, loro fanno un sacco di analisi, ma se parliamo di coronavirus loro sono quelli che lo cercano. Vi dico una cosa che ho cercato di capire anch'io, cerco di banalizzarla ma rende l'idea, e mi permetto di farlo perché poi loro sono ipertecnici e quindi avrà agevolato molto tutta la spiegazione. La persona si fa il tampone deve essere processato, può essere positivo o negativo. Cos'è che si fa in laboratorio? Si esalta il virus per capire se c'è. Ogni fase di esaltazione, guardate, ve lo dico in maniera semplice per capirci, è praticamente un ciclo di esaltazione, quindi come lo chiamate voi? Di amplificazione. Se il virus fosse uno squalo, così lo capiamo tutti, perché il nostro nemico in quel momento è lo squalo, vi uso perché nell'immaginario collettivo lo squalo è il pesce, noi sappiamo che la rete per prendere lo squalo ha quella misura di maglia, ma se tiriamo sulla rete e non c'è, amplifichiamo la ricerca con un altro ciclo e riduciamo la maglia e quindi siamo al secondo ciclo. Ma se ancora non troviamo lo squalo, passiamo ancora a un'altra amplificazione in laboratorio e riduciamo la maglia della rete. Allora la norma dice che sotto le 27 riduzioni di maglia non ha più senso parlare, giusto? Sì, sopra, scusatemi, oltre le 27 riduzioni, immaginate che sia quasi un crivello, no? Cioè un vaglio. Sopra le 27 possibilità che abbiamo di ridurre la maglia si può andare all'infinito. Sappiamo che non ci sarà più lo squalo dentro, ma ci sono dei pesciolini che sì sono dei pesci ma non sono più pericolosi, si può fare la balneazione, quindi le acque sono balneabili. Perché vi dico questo? Perché allora abbiamo fatto una considerazione: quanti dei tamponi positivi del 1° giugno portati nei laboratori del Veneto hanno oltre le 27 amplificazioni? Cioè, o meglio, hanno una maglia della rete talmente piccola che non c'entra più niente con lo squalo, perché lo squalo lo avremmo già catturato nelle maglie prima, no? Ma se è così vuol dire che non è più uno squalo, e se non è più uno squalo vi dirà lui perché. Se vuoi capire più o meno. Quindi è una questione di passaggi, ogni maglia di rete è un'amplificazione, come la chiamano loro. Questo per dire: i positivi di oggi, dal 1° di giugno, abbiamo fatto? Sì. Dal 1° di giugno sono gli stessi positivi che avevamo a marzo e aprile. Il dottor Rigoli vi dirà cosa è accaduto. Guardate, questa è una scoperta che non è irrilevante da un punto di vista epidemiologico. Grazie. Ah, vabbè, ma io penso che sia più importante sentire il dottor Rigoli. Vai. Stai vicino al microfono. Eccoci qua. Buongiorno Presidente, assessori. Ha spiegato bene il Presidente. Intanto mi scuso per la comunicazione, perché questi dati che vi presento oggi comunque non li abbiamo ancora presentati, ma ieri ho ricevuto una telefonata, quindi io faccio il cacciamicrobi, non sono esperto di comunicazione e qualche anticipazione l'ho fatta. Però i numeri li diamo oggi sui quali riflettere.
Mi preme assolutamente dire che questa prima parte di dati che vi presentiamo sono dati preliminari. A questi dati hanno partecipato la dottoressa Giuliana Locascio di Verona, il dottor Mario Rassu di Vicenza, il dottor Claudio Scarparo di Mestre Venezia e Treviso con il sottoscritto. Allora, effettivamente cosa facciamo noi? Come ha detto il Presidente, noi per andare a cercare anche pochi virus amplifichiamo, facciamo questa cosa che amplifichiamo. E ogni volta che amplifichiamo raddoppiamo l'ipotetica presenza del virus. Per spiegare alla signora Maria Tina, diciamo così oggi, se c'è un ago in un pagliaio, per cercarlo diventiamo matti, ma se abbiamo una tecnica che mi amplifica quell'ago nel pagliaio, dopo 20-30 amplificazioni avrò migliaia e migliaia di aghi e quindi basta mettere la mano, mi pungo e so che c'è l'ago e quindi il virus, e questo è quello che facciamo. Praticamente questa reazione si chiama PCR in real time e in gergo, cioè noi trascriviamo l'RNA in DNA e poi iniziamo questo giochetto che apriamo il DNA, ne costruiamo una catena da una parte e dall'altra, da 2 a 4, 4 a 8 e così via. Questa reazione viene fatta da dei sistemi che sono collegati con dei fluorofori, e quando la reazione avviene c'è il virus, il fluoroforo dà fluorescenza. Sempre per semplificare le cose, tanta luce e tanto presto vuol dire tanto virus. Poca luce che viene fuori tardi vuol dire poco virus. Buio, non c'è il virus. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso... Questa è una riflessione che avevamo fatto anche all'ultimo appuntamento che abbiamo avuto qua, quando parlavamo del pooling e quando il Presidente ha chiesto di spiegare il pezzettino di virus cosa voleva dire. E da lì noi poi abbiamo pensato di andare a analizzare veramente i risultati, perché vedete, nella microbiologia qualche volta bisogna fermarsi e bisogna considerare il dato che abbiamo, se è utile o non è utile o se è fuorviante. Abbiamo a che fare con elementi vivi, quindi questa operazione va fatta sempre, anzi di più nel contesto di questo virus di cui conosciamo pochissimo. Allora noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso circa 60.000 tamponi dal 1° giugno delle 4 hub che vi ho detto. Peraltro questa è un'anticipazione, perché poi a questo lavoro parteciperanno tutti gli altri centri, tutte le 14 microbiologie del Veneto, ci stanno già lavorando Fabio Manoni, Antonio Antico, tutta una serie di persone che non vi sto a nominare, ma stanno già raccogliendo i dati e stanno analizzando questa cosa. Allora, vi ho detto, quindi noi amplifichiamo, se la positività mi viene presto con poche amplificazioni vuol dire che ho tanto virus e che forse si sta amplificando. E l'altra questione è che spesso troviamo 2 o 3 target, 2 o 3 pezzi del virus, e quando siamo di fronte a una situazione di un paziente malato che infetta, in genere troviamo tutti e 3 i target. Si pone il problema quando invece troviamo solo un pezzetto e lo troviamo tardi. Allora abbiamo preso questi 60.000 tamponi e di questi 60.000 abbiamo già un dato buono, nel senso che abbiamo visto che abbiamo avuto 210 positivi. Tenete conto che su questi 210 positivi, di questi 60.000 tamponi, abbiamo anche in mezzo i ripositivizzati, di cui poi magari facciamo qualche riflessione. Comunque di questi 210 positivi noi ne abbiamo 199 a ciclo alto, quindi che diventano positivi tardi e quindi che forse non sono infettanti, anzi quasi certamente, e solo 11 che sono positivi a ciclo basso, cioè dopo pochi cicli.
Tenete conto che quando avevamo nel periodo dell'epidemia, quando avevamo pazienti gravi, noi avevamo il ciclo intorno a 12-14 cicli, erano già positivi. Noi qui stiamo parlando di 35 cicli, 36 cicli, 28 cicli. Questi 11 positivi, che li abbiamo presi al di sotto di 27, 30, 27 cicli, questi qui ci sono 7 sintomatici e 4 asintomatici. Intanto i 4 asintomatici, questi qui, hanno il ciclo che è al limite, ancora un po' e l'avremmo dati negativi. E i 7 sintomatici, solo 3 hanno un CT, un ciclo che è paragonabile a quello che abbiamo visto. Quindi da questa considerazione banale che vi faccio è che dei 60.000 tamponi che noi abbiamo fatto, solamente 3 sintomatici sono preoccupanti dal punto di vista, tra virgolette, microbiologico. Se poi andiamo a vedere questi 7 sintomatici, sono tutti sintomatici leggeri. Quindi nessuno è andato a finire in pneumologia, nessuno è andato a finire in rianimazione. Quindi diciamo così che riassumendo, noi abbiamo pochissimi positivi rispetto al periodo passato e di questi positivi iniziamo a porci il problema se sono veramente positivi o sono dei falsi positivi, sono pezzi di virus che non sono replicanti. Su questo fatto naturalmente mi confronto non solo con i microbiologi del Veneto, ma sono in costante contatto con la Capobianchi, l'ho sentita anche ieri, che sapete è la responsabile a Roma, è diventata anche cavaliere della Repubblica perché ha sequenziato il virus, dello Spallanzani, e abbiamo assolutamente condiviso questo approccio. Quindi il Veneto cosa farà come progetto? Continua in questa strada per cui non solo monitorerà i positivi che vengono fuori, ma a questo punto verranno valutati di questi positivi quanti sono quelli con CT basso, quindi paragonabili a quelli diciamo infettanti di una volta, e quelli invece che hanno un CT alto e che potrebbero non essere infettanti. Ad avvalorare questa teoria vi ricordo che avevo detto che una delle prove da fare era quella di andare a prendere questi virus, seminarli su culture cellulari e vedere se il virus si replica. Ecco, io penso che posso anticipare un lavoro che ha fatto il professor Baldanti di Pavia, che ha seminato più di 200 casi su culture cellulari e ha avuto una positività che credo sia molto bassa, intorno a 3-4 solo positivi. Tenete conto che questa operazione non replica la reale infettività, perché la reale infettività probabilmente è negativa anche su quei 3 positivi. Quindi diciamo che questa è diciamo la notizia. Noi dobbiamo andare a vedere effettivamente se esistono dei positivi reali e quanti sono, perché se noi analizziamo i dati in questo senso, oggi vediamo le cose molto più in positivo, e questo dà il segnale che il virus sicuramente si sta spegnendo. Ecco Presidente, io lascerei il virus quando entra nella cellula. Sì, allora questa è la spiegazione, perché noi abbiamo imparato anche un'altra cosa, che abbiamo cercato di capire perché noi abbiamo dei pazienti che erano positivi, soprattutto gli operatori che abbiamo seguito ogni 20 giorni, abbiamo fatto il tampone ogni 20 giorni, che erano positivi, che si sono infettati ancora intorno a marzo, ad aprile,
Poi, lo sapete tutti, sono stati fatti dei tamponi che risultavano negativi e poi sono diventati positivi. Allora, il primo punto è questo, che la positività che abbiamo trovato in questi soggetti è una positività, adesso siete esperti tutti, alta, al ciclo molto alto, quindi c'è da chiedersi se effettivamente è una positività reale. Dopodiché abbiamo osservato un'altra cosa, che non erano espressi tutti e tre i target che cercavano. Scusa, una positività, definiamola bassa perché ha molti cicli. Sì, bassa come carica e a cicli elevati, quindi tanti cicli per rilevarla. E poi abbiamo notato un'altra cosa, che non avevamo tutti i 3 pezzi che andavamo a cercare, ma ne avevamo prevalentemente uno. Quindi l'ipotesi, ritorniamo al fatto che poteva essere un pezzo di virus che non si replicava. Allora, come spiegare questa cosa? Allora, la spiegazione che inizia a venire fuori in letteratura è questa. Noi sappiamo perfettamente, perché l'abbiamo sperimentato, che facendo il tampone nasofaringeo è positivo, poi diventa negativo e molto spesso il batterio va nelle vie aeree inferiori, si moltiplica, invade le cellule bronchiali e lì si moltiplica. A un certo punto, quando il paziente guarisce, finisce la replicazione e con il rinnovamento delle cellule, la cellula poi per la sua natura di esfoliazione viene eliminata e va verso l'alto e lì, se noi facciamo il tampone, troviamo questi pezzi di virus. Ora, perché troviamo i pezzi di virus? Un'altra cosa che adesso è noiosa, ma è bene capirla. Noi abbiamo i batteri che si dividono, sapete, da 1 a 2, da 2 a 4 e così via. Purtroppo con i virus la replicazione è molto diversa. Il virus entra nella cellula, vi ricordo che entra nella cellula, si spoglia del suo involucro, libera il suo codice genetico e ordina alla cellula di non produrre più per se stessa, ma produrre pezzi di virus che vengono prodotti e poi a un certo punto vengono assemblati come una fabbrica. Immaginate una fabbrica di automobili in cui vengono fatte le portiere, i tergicristalli, i cerchioni vengono prodotti, poi a un certo punto vengono assemblati e la macchina va fuori. Adesso immaginate una fabbrica che viene bloccata, che non produce più e che viene chiusa. Cosa rimangono? Rimangono dei pezzi appoggiati da qualche parte, delle portiere, qualche cerchione. Ecco, noi quando facciamo la biologia molecolare purtroppo andiamo a amplificare anche questi pezzi qui e probabilmente diamo positivi. Ecco come nelle cellule che arrivano su, a un certo punto noi andiamo a amplificare dei pezzi, è finita la replicazione, il virus non viene più liberato, non è neanche vivo, ma noi andiamo a amplificare portiere, cerchioni, e questo è probabilmente il significato. Quindi dobbiamo stare molto attenti a dare le positività, dobbiamo riflettere. Tenete conto che tutto quello che vi sto dicendo lo stiamo imparando perché nei virus respiratori noi non abbiamo mai studiato le cose in questo modo. Se voi ci pensate nell'ambito dei virus respiratori, dell'influenza, quando mai abbiamo fatto tamponi ogni 20 giorni? Mai. Forse se ci mettiamo a farlo, e non lo faremo, troviamo le stesse problematiche e qualche positività. Questo... Io lascerei le domande. Ringraziamo il dottor Rigoli, ci ha dato anche qualche buona notizia e se ci sono domande cominciamo con Tosatto. Sì, buongiorno professore. Ci faccia capire questo. I virus si stanno rarefacendo, cioè ce ne sono di meno, o i virus stanno perdendo la carica infettiva? E perché succede questo? E che cosa possiamo attenderci? Si sentono teorie di ogni tipo, valutazione, per carità, lei non è un indovino, ma insomma si sentono valutazioni, previsioni, analisi di ogni tipo, si parla di virus mutante, si teme che questo virus cambi
cambi forma, magari in vista dell'autunno? Lei cosa ne pensa? Guardi, una caratteristica delle persone che si sono sedute a questo posto e che sono venute, e tra l'altro gran parte della gente sono amici, come la dottoressa Cattelan, la professoressa Taconelli, la professoressa D'Adalt che è venuta l'altro giorno, sono tutte persone molto pratiche, nel senso che raccontano i fatti. Ecco, io vorrei rimanere in questo stile. Allora, quello che accadrà in futuro non glielo so dire. Io le dico i fatti alle domande che mi ha detto. 1, il virus è meno virulento e lo vediamo, cioè è una cosa talmente lampante, non abbiamo più pazienti che arrivano ricoverati, perché anche dunque ieri ne abbiamo trovato uno che praticamente aveva una sintomatologia molto lieve e che è tornato a casa, ma non abbiamo più, e quindi è sicuramente meno virulento, questo non possiamo negarlo. Sicuramente circola meno probabilmente anche per quello che abbiamo fatto tutti quanti, che abbiamo attuato le misure di prevenzione. Su quello che accadrà non glielo so dire, io le posso dire solamente che ci sono 3 possibili cose che succedono. 1, torna virulenta come prima, ma questo mi pare abbastanza difficile. 2, torna come è successo per l'H1N1 e come altri virus che sono diventati tra virgolette buoni e che fanno parte dei normali virus influenzali che tornano ogni anno. 3, potrebbe non tornare e seguire la strada della SARS, che tra il 2003 e il 2004 ha fatto quello che doveva fare e poi è scomparso. Non so dirle dei 3 quale sarà, però mi auguro molto che sia la terza ipotesi, anche perché questo virus ha una sequenza con la SARS molto, molto simile. Mi scusi, prima accennava agli ospedali AVA che hanno collaborato a questa ricerca. Sì. Mi era sfuggita la sequenza. Vicenza? Beh, guardi, Vicenza, Verona, Mestre, Venezia, Treviso, ma stanno lavorando tutti, guardi, tutti, perché questa, tra l'altro, ecco, un'altra caratteristica che mi preme dire, è che è sempre un lavoro di squadra e viene condiviso con la Regione. La dottoressa Russo ha mandato una nota su questo, già ai direttori generali, siamo partiti a farlo proprio come controllo. Ok, allora procediamo, si sono prenotati altri colleghi. Marco Bonet. Sì. Levo la mascherina, sempre meglio. Faccio una premessa per la domanda, cioè non vorrei essere annoverato tra i complottisti e terrapiattisti di cui parla spesso il Presidente, però diciamo così, tutto il racconto del coronavirus è stato legato molto al numero dei positivi ed è a quello che si è agganciato il terrore della gente, cioè questa crescita esponenziale delle positività. Come posso dire, questo dato è stato influenzato, mi pare, da 2 elementi. Il primo è il numero di tamponi, cioè è chiaro che se noi in un bacino di 100 persone all'interno di una regione facciamo 100 tamponi, le probabilità che troviamo X positivi è più alta che se non facciamo 20 tamponi nella stessa bacino di 100. Sì. E già questo all'inizio ha generato un caos, perché alcune regioni lo facevano, altre non lo facevano, e quindi anche giudicare l'epidemia, lo sviluppo dell'epidemia su questa base è stato un po' difficile per orientarsi. Adesso lei ci sta dicendo che nelle microbiologie in alcuni casi sono risultate delle positività per la pervicacia con cui voi siete andati a cercarla, cioè amplificavate anche pezzi piccolissimi, per cui mi chiedo io, magari una microbiologia particolarmente puntigliosa come la sua cercava 3 target, faceva 40 amplificazioni, no, e quindi risultavano più positivi di altre microbiologie che magari cercavano un target solo o magari facevano meno amplificazioni. Arrivo al punto del ragionamento. Siccome sulla base del numero dei positivi poi la politica ha preso le sue decisioni, lockdown, chiusure prolungate, riaperture scadenziate, linee guida, mi chiedo se questa cosa qui non possa aver generato un po' di cortocircuito, magari non all'interno della stessa regione, ma nei rapporti con le altre regioni. Grazie. No, io la ringrazio per questa domanda, perché chiarisco bene la posizione. Allora, tutte le microbiologie d'Italia, tutte, che fanno biologia molecolare, fanno lo stesso amplificazione.
Quindi questo assolutamente. Quello che noi stiamo mettendo in discussione a livello internazionale è il fatto di dire attenzione, adesso iniziamo a conoscere degli eventi che potrebbero farci ragionare e dire che sopra quel ciclo possiamo darlo negativo. Guardi, le dico, tanto per chiarirle, che abbiamo avuto una call conference una settimana fa con i microbiologi, gran parte dei microbiologi d'Italia, coordinata da un gruppo di virologi, tra cui la Capobianchi. Abbiamo raccolto i dati e adesso avremo la seconda call fra una settimana, perché abbiamo chiesto anche che il Ministero prenda delle decisioni su questo punto. Sul fatto della questione dei tamponi e il numero di tamponi, io le ricordo, perché l'ho vissuta come vicepresidente nazionale, che il litigio in tutta Italia era quello di voler fare i tamponi, ma non erano organizzati per farlo. Questo è il punto. Le dico che io come coordinatore del Veneto, l'unica cosa su cui ho dovuto litigare è il fatto tra tutti di distribuire i reattivi in maniera diciamo equa, perché il tentativo di tutti era portare reattivi e fare tamponi per difendere la propria cittadinanza, e quindi io ritengo che questo sia una cosa positiva. Poi dico anche un'altra cosa, che guardate che i dati che noi abbiamo qua in Veneto sono molto succulenti per tutta la comunità scientifica mondiale, cioè stiamo raccogliendo dei dati che servono per ragionare, perché se non avessimo questi dati non potremmo ragionare. E tra l'altro una delle nostre, come dire, stile è sempre stato quello di dire le cose, no? Di metterle a disposizione di tutti. Certe volte questo ci ha anche un po' fregato, perché abbiamo dato delle indicazioni che poi ci hanno portato via questi. Arrivare alla domanda che si fanno sui social, dove è molto attivo questo dibattito. Quindi il virus è più debole oggi? Sì, assolutamente. Non era già debole all'epoca? Assolutamente, questo va chiarito, e la controprova è: andiamo in rianimazione, andiamo in pneumologia, andiamo in malattie infettive, non c'è più nessuno. Ok, allora abbiamo molti colleghi che si sono prenotati i prigioni. La positività a bassa ed alta carica. Si può dire che i positivi asintomatici non siano contagiosi o poco contagiosi? I positivi asintomatici al di sopra di un certo ciclo molto probabilmente non sono contagiosi, e quello che vi presentiamo oggi serve poi per prendere le decisioni proprio su questo punto. Se poi aggiungiamo il fatto che quelli ad alta carica dimostriamo che c'è solo un pezzo di virus, a quel punto noi dobbiamo dare negativi e rivediamo, ma questa è una cosa che non può decidere la politica ovviamente lavora in base, probabilmente siamo noi che dobbiamo un attimo fermarci e ragionare e dire che cosa stiamo facendo di bene e di male, e qua oggi è una giornata serena, perché questi dati ci fanno... È molto tranquillizzante. Certo, e dovremmo dare queste notizie ai decisori, che naturalmente una volta consolidate queste notizie e questi ragionamenti potranno rivedere l'applicazione delle restrizioni. Grazie. C'è molto interesse, ci sono altri colleghi, Vanzan, Erle, Marchiori e Zennaro nell'ordine. Dottore, buongiorno. Il virus quindi è meno cattivo e quelli che lo prendono non finiscono più in rianimazione, in terapia intensiva, ma è come se avessero un'influenza un po' più pesante del solito. Alla luce di queste considerazioni possiamo smetterla quindi di avere il distanziamento sociale e le mascherine, secondo lei? Ma guardi, adesso lei mi fa una domanda che non so risponderle onestamente. Io raccolgo i dati, li do ai decisori, ma naturalmente questi sono dati preliminari, noi dobbiamo consolidarli su tutto il Veneto, e quando avremo i dati consolidati si potrebbe andare verso questa decisione. Io le confermo che
I nuovi non vanno più a finire in rianimazione. Vediamo l'ultimo gruppo, cioè l'ultimo problema che abbiamo avuto, che conoscete benissimo perché l'avete seguito alla Serenissima, la caserma Serenissima, vedete com'è andata. Cioè, lì i 2 positivi praticamente sono stati male un giorno, fine. Uno è già dimesso, l'altro verrà probabilmente dimesso domani e fine della questione. Piero Erle. Grazie dottore. 2 cose. La prima, abbiamo imparato da voi che il virus vive in un organismo vivente. Allora la prima domanda che credo ci facciamo tutti è tutta questa attenzione meticolosa che abbiamo agli oggetti, cioè sanificazione delle sedi, delle penne. A questo punto dovrei pensare che se lei mi dice che l'organismo vivente infetta poco oggi, credo che l'oggetto non infetti più, però io lo chiedo. La seconda invece è un dubbio opposto, cioè le cronache ci raccontano di altri luoghi del mondo dove il virus probabilmente sta infettando in maniera molto forte. Allora c'è un problema però di protezione nostra nel momento in cui piano piano, per ovvie logiche anche economiche, apriamo all'arrivo di nuove persone che potrebbero avere un virus, non so, io uso un termine rozzo, diverso da quello che state misurando voi. Grazie. Sì, sono riflessioni giuste quelle che lei fa. Allora, intanto sì, ha perso potenza. Noi la stiamo studiando in vivo, quindi io non le posso dire sulle superfici, perché vanno fatti altri studi. Ricordiamoci sempre che questo virus ha molto a che fare con la SARS, perché ha l'80% della sequenza, quindi la storia delle superfici, della resistenza, eccetera, è più assimilabile a quello che ai virus respiratori. L'altra domanda che ha fatto... Ah sì, giustamente, sì. E questo è una possibilità, tanto che noi non abbassiamo la guardia. Cioè, noi addirittura abbiamo pianificato e come regione stiamo rafforzando le microbiologie. Le microbiologie devono fare la guardia del corpo. Questo è il lavoro che dobbiamo fare da adesso in poi, perché abbiamo stabilizzato, abbiamo messo a posto, adesso se arriva qualcuno e parte con l'infezione bisogna che gli saltiamo addosso. Arrivo a dire che il nostro mestiere sarà quello che se uno ha una sintomatologia immediatamente ci deve essere la macchina accesa che dall'ULSS parte, va a casa della persona che è stata magari ricoverata, fa i tamponi a tutti, a quelli che lavorano e vengono isolati. Questo è il modo per il quale insomma dobbiamo lavorare. Questo sarà il nostro approccio, mantenere quello che abbiamo conquistato. Marchiori. Sì, dottore, buongiorno. Allora, 2 domande. La prima, stiamo dicendo che il virus ha perso potenza, si è indebolito, insomma, quello che sentiamo dall'inizio della conferenza. Vi siete dati una risposta sul perché? Cioè, tutto quello che si è sentito anche in questi mesi, il fatto che sia meno freddo, che possa essere ad esempio il caldo, il sole, eccetera, cioè l'avete già una risposta o state cercando di capirlo mano a mano? No, la risposta non c'è, perché ogni volta che ci diamo una risposta c'è qualcosa che smentisce la risposta che ci sta venendo. Per esempio il calore. Sì, il calore può aver fatto la sua parte, ma allora qualcuno si domanda ma perché in Brasile, in Arabia sta scoppiando, e quindi cancelliamo la questione del calore. Bisogna studiare. Evidentemente qualcosa è cambiato dal virus. Adesso io le faccio un'ipotesi come esempio, ma solo come esempio, non perché può essere un'ipotesi perché non è stata dimostrata, ma immaginate che il virus cambia proprio nello spike, nel sito d'attacco, e basta pochissimo che cambi lì, che non si attacca più al recettore polmonare e quindi non dà più infezione. Basta pochissimo per modificare quella parte. Noi dovremmo impegnarci per studiare questi virus, prendere, è quello che si sta facendo, quelli che abbiamo adesso, confrontarli con quelli di febbraio-marzo nella sequenza e vedere cos'è cambiato. Questo dobbiamo fare. Ma passi ignoranza in materia, potrebbe
essere che questa è stata la famosa mutazione di cui si sentiva parlare, ad esempio? Sì, potrebbe essere, perché vede... E quindi potrebbe mutare ancora? Fino a che non si scopre realmente cosa sta succedendo? Allora, in generale i virus mutano diventando buoni e non cattivi. Perché? Perché l'avete sentito 40.000 volte, il virus non è, cioè cerca di sopravvivere, quindi se diventa sempre più cattivo ammazza l'ospite e dopo ha finito anche lui. Quindi la natura fa queste cose. Dopodiché vi ricordo che questo è un virus a un filamento di RNA, quindi muta molto facilmente. I virus che hanno DNA hanno una doppia, cioè una doppia catena, avete idea, no? Come è fatta, è molto più solida. Questo qui invece è un filamento che porta pezzetti, ogni volta che entra da noi ne perde qualcosa, acquista qualcosa e quindi probabilmente muta. Questa è la storia di tutti i virus. Ecco, solo un'ultima domanda, poi lascio spazio ai colleghi. Volevo un chiarimento sulla questione delle cellule. Lei ha detto che a un certo punto risalgono e sono a pezzetti. Sì. In quel caso il paziente risulta ancora positivo? Cioè, non ho capito questo. Sì, allora le spiego bene questa cosa, perché ci ha fatto diventare matti anche a noi, quindi gliela Vi consolo. No, pensi che frustrazione quando avevamo dei pazienti o dei colleghi, degli amici che si negativizzavano, quindi molto contenti, quindi soprattutto il microbiologo di dare questa risposta, poi il secondo tampone negativo, dopo nel controllo dei 20 giorni che facciamo lo troviamo positivo. Una frustrazione incredibile, no? E il paziente sta benissimo, non ha niente. Allora l'ipotesi che noi facciamo è questa, che c'è stata la replicazione, loro hanno avuto l'infezione, dopodiché c'è questo ciclo delle cellule delle vie respiratorie che viene eliminato perché è una storia naturale. Se per caso va su e quella cellula è una fabbrica che non produce più, ma torniamo al discorso che ha i cerchioni e le portiere e io faccio il tampone lì, mi viene fuori positivo e mi viene fuori positivo a ciclo molto alto e solo magari un pezzo. Ecco, all'inizio tutti quanti noi che non conoscevamo il virus davamo positivo e addirittura, se vi ricordate, c'era il discorso di dire ma questi si sono rinfettati, si ricade, e invece era una fregatura che noi microbiologi davamo. La clinica anche per noi è fondamentale. E quindi alla luce di quanto scoperto ora, in questi casi voi riuscite già ad escludere che sia nuovamente positivo e quindi anche portatore in questo caso? Sì, assolutamente. Sono pazienti, addirittura guardi, le dico che proprio nella call conference con la Capobianchi sono pazienti che hanno un gene, molti di questi hanno il gene N, e adesso stiamo decidendo di darli negativi, che è giusto così, insomma. Grazie. Allora sono ancora prenotati Zennaro e poi Moscati. Professore, mi scusi, allora il collega ha parlato delle altre nazioni, ecco, anche in Italia ci sono situazioni molto diverse geograficamente, diciamo la Lombardia ha un'altra situazione rispetto al Veneto. È pensabile che anche da loro la situazione sia di questo tipo, cioè di quello che state analizzando voi, cioè che continui a circolare, continui a, tra virgolette, infettare, a sto punto non si può neanche più dire infettare in senso proprio, ma che tutto sommato la situazione sia in via di drastico miglioramento, come l'ha detto lei. Sì. Guardate, io vorrei ribadire un attimo il concetto che noi di cosa stiamo discutendo oggi. Noi stiamo discutendo che ci siamo accorti che in una parte forse diamo positivi e non sono positivi. Con questo io non escludo che ci siano i nuovi positivi, perché ieri ne abbiamo avuto un altro, ma sono tutti vero positivo, ACT diciamo così basso, quindi con carica abbastanza elevata, ma dal punto di vista della sintomatologia questo come è venuto è tornato a casa e non ha un'alta. In Lombardia questo sta accadendo più lentamente, questo stiamo osservando, però sta accadendo. Moscati e poi si è riprenotato Avanzani.
Grazie professore. Volevo chiedere una domanda di getto che mi era venuta all'inizio, ma l'RT, il famoso RT, come cambierebbe in virtù di queste nuove ricerche che sono state fatte? Sì, ha ragione, si abbassa, cioè nel senso che migliora il numero perché vengono calcolati meno positivi, certo. Sì, perché per adesso, soprattutto ieri, era stato dato addirittura un 1,2 mi pare, in Lazio, non so dove c'era stato un focolaio, è una notizia di ieri, che ci ha lasciati un attimo un po' perplessi. Per cui se è vero questo vale anche ovviamente per il Lazio, giusto? E comunque quell'RT è da rivedere secondo i parametri che adesso, cioè secondo le ricerche che adesso presenterete soprattutto. Sicuramente si viene rivisto come dato. Tenga presente che i focolai possono avvenire dappertutto e il focolaio ci può cambiare, diciamo così, l'epidemiologia locale o regionale. Se per esempio, porto sempre la caserma Serena perché è andata molto bene, ma veramente bene, lì poteva scoppiare una bella bomba cambiando, e in realtà invece no, assolutamente, sono rimasti 2 positivi, tra l'altro che stanno bene. Ecco, perché forse le ricerche non erano arrivate ancora a questo punto, adesso abbiamo la risposta del perché non sia successo. Però le volevo anche chiedere questo, si parlava prima del clima, il caldo, è vero anche che in Brasile adesso è inverno, per cui però non in tutto il paese, però diciamo in una certa zona non è caldo o comunque è una tipologia di caldo umido diversa, forse freddo umido, diversa dalla nostra pianura padana, che aveva forse, si diceva, inciso come a Wuhan per questa similitudine di clima rispetto al nostro sud. Guardi, la verità è che poi ci sono, nei paesi arabi, ha visto che la temperatura è 45 gradi eppure sta andando su lo stesso. Bisogna avere l'onestà di dire, noi e voi e tutti insieme, che certe cose dobbiamo ancora capirle, le capiremo col tempo, però certe domande rimangono col punto di domanda. Il significato di fare queste cose, di andare a fondo, di prendere i dati, di fermarsi e di analizzarli, è proprio per venirne fuori da questa storia. E questo di fermarsi, perché ci è sembrato a noi, diciamo, persone comuni, diciamo, che non hanno la dimestichezza di questa scienza, che ci sia stata soprattutto la corsa a dire le cose, no? A fare la voce alta, invece che fermarsi, come giustamente finalmente dice lei, e apprezziamo moltissimo, sinceramente. Lei ha ragione, però vede, noi qua, e come dico, una cosa che mi rende orgoglioso è sedermi su questo tavolo dove sono passate persone che hanno dato delle notizie concrete, dei dati, e non sono andati oltre. Tenete presente che anche voi vi date da fare per stimolare, perché vengano fatte delle ipotesi, e noi dobbiamo essere molto attenti e continuare a tenere dura la posizione, come sto facendo i presenti. Ok, grazie. Tocca ad Avanzato. Volevo chiederle, avete notizie dei focolai di cui ci parlano i colleghi che sono in Cina, se hanno, come qui in Veneto, questa caratteristica, cioè se sono diventati meno cattivi? Cioè vi state scambiando le informazioni anche come comunità scientifica internazionale? Perché se fosse così anche lì un virus meno cattivo ci preoccuperemmo meno dei nuovi focolai. Se invece al contrario fossero di nuovo cattivi, allora questo ci preoccupa di più.
Ecco, questi dati per ora non li abbiamo. Tenga presente che il confronto è sempre a livello scientifico con le pubblicazioni, quindi lei tenga conto quello che sta accadendo, il tempo per pubblicare. In questo momento non abbiamo dati sufficienti per fare dei ragionamenti solidi. Tosato. Sì, allora io provo un po' a tirarla per la giacchetta, anzi per il camice, diciamo. Il professor Crisanti proprio oggi, ma anche ieri, continua a dire che stiamo sbagliando, che i dati sono in discesa ma non si sono fermati, che di questo passo rischiamo molto in autunno. Al di là le divergenze ci stanno, per carità di valutazione, ma dal suo punto di vista, lei prima diceva all'80% la sequenza genetica del Covid è quella della SARS. La SARS è arrivata, ha fatto i danni che doveva fare e poi si è tolta dai piedi. Sotto sotto lei è convinto che si toglierà dai piedi anche questo? Ce lo dica. No, non mi frega. Non mi frega su questo, non mi tira per la giacchetta. Allora, io rimango sui dati. Veramente, in maniera molto ferma rimango sui dati. Ragioneremo, le posso dire questo, che noi ci stiamo preparando per ottobre e novembre, come dice il Presidente, con l'artiglieria pesante, stiamo rafforzando le microbiologie, stiamo testando nuovi sistemi rapidi per la diagnostica e addirittura vi posso dire che la prossima settimana noi faremo dei test addirittura sui sistemi che si chiamano multiplex, che contemporaneamente mi fanno il Covid-19 e tutte le altre influenze. Perché? Dottor Rigoli sta lavorando su un progetto importante che possiamo anticipare. Oggi parliamo del virus. Guardate che la cosa che è presentata oggi è Made in Veneto, e significa che entriamo a ragionare in maniera qualitativa, non più quantitativa. Cioè la rete da pesca che buttavamo prima era la maglia fine che eravamo su tutto. Adesso siamo diventati dei cacciatori di selezione, ma questo è ragionamento. Adesso mi sono permesso di dire fermiamoci qua perché è inutile che di un altro progetto che avremo. Ok, allora se non ci sono altre domande per il dottor Rigoli, che ringraziamo, è stato interessantissimo. Sono peggio del Covid-19. Non potete buttarmi. Non deve mica andarsene. Vado via velocemente. Ma no, stia qua. Il Rigoli è fonte di tanta sperimentazione e avremo anche notizie, io spero anche buone su questo fronte, quello della diagnostica. Però è giusto che non si anticipi, perché poi non abbiamo mai creato aspettative in questo punto stato, questo me lo dovete riconoscere, perché il dottor Rigoli questi dati li ha voluti vedere, rivedere, validare, sta raccogliendo ancora e ha deciso di venire a parlarne perché ne ha già 60.000 di tamponi, se ne avesse tutti 6.000 non sarebbe mai venuto qui. Ho già la mascherina. E comunque sì, rimane a disposizione per le televisioni, dottor Rigoli. Grazie ragazzi. Presidente. A volo. Magari ad Avanzan per il Presidente. Adesso finalmente, Presidente, abbiamo la finestra approvata per le... Ma non la data? Esatto, quindi vi siete mossi per chiedere quando ci sarà? Cioè siamo sicuri ormai che è il 2021? No, io no. Cioè, siamo davanti a un governo che ci proponeva la finestra 6 luglio, vi ricordo, scritta nero su bianco, concordata con il ministro Lamorgese, in alternativa. Allora, se volete vi do un resumé. La finestra originaria era quella 15 settembre, 15, se non ricordo male, 15 dicembre, era quella storica, è quella storica. Poi ci hanno proposto e abbiamo negoziato, parlo sempre di conferenza delle regioni, 6 luglio, a partire da 6 luglio, con la possibilità per le regioni di fare la sessione estiva. Dopo ci hanno detto che potevamo ragionare sul 26 luglio, alla fine ci hanno portato al 6 settembre, poi ci hanno tolto
Il 6 settembre, il 13 ci hanno detto che si può dal 15, ma il 15 non è domenica, quindi si può dal 20. A tutt'oggi il governo italiano non ha fissato la data delle elezioni, questo deve essere chiaro a tutti. Però Presidente, scusi, il governo italiano le fissa per le amministrative. Non fa l'election day, il nostro problema è l'election day, perché votare in Veneto costa circa 14 milioni di euro. Capite che io potrei con tranquillità già in questo istante convocare la data delle elezioni per il 20, perché è la prima data utile e secondo me l'unica data possibile. Se il governo mi convoca l'election day il 27, vuol dire che io spreco 14 milioni di euro, non approfitto dell'election day, perché vi ricordo che l'election day che vuole fare il governo ci vuole mettere il referendum, quindi non sarà solo un election day regionali e quel po' di comuni che andranno a votare, ma sarà un election day per tutti i comuni e per tutti i cittadini, perché c'è il referendum. Quindi per onestà dico che noi auspichiamo che l'election day sia il 20, ovvio che se questi ce la mettono il 15 dicembre noi a questo punto convochiamo il 20 di settembre. Dico che se ci mettessero un election day in pieno inverno, a quel punto però chiedere ai cittadini di andare a votare 2 domeniche successive di seguito, perché poi c'è anche il ballottaggio, vi ricordo, quindi sarebbero 3 domeniche se ci fosse uno sfasamento tra la nostra votazione e l'election day. Esatto. Io avevo qualche dettaglio da chiedere. Sui test. No. Sul ballo di coppia. Non ho capito. Non ho capito. Tosato come domanda il ballo di coppia. Sì, non ho capito. Ma vai a ballare? Sei ballerino? Una volta diciamo. Da chi è arrivato il via libera al ballo di coppia? Non ho capito questo. Dal Dipartimento della Prevenzione, dalla dottoressa Russo. Ecco, va bene. Nel senso che è un'interpretazione che diamo e oggettivamente, se ci pensate anche di buon senso, il congiunto è congiunto nella vita, perché non lo può essere durante il ballo di coppia, non so, il ballo liscio, no? Cioè, penso una roba tranquilla. Sì, mi sfugge come si potrà controllare. Cioè, sarà la verifica del congiunto. Va bene. Ecco, invece una cosa, mi segnalano questo, intanto un'indicazione forse per l'assessore Lanzarin, e segnalano problemi persistenti nelle commissioni mediche per le patenti a livello provinciale. Ce ne sono tantissime bloccate. Grazie di avercelo detto, che qui non è arrivata nessuna segnalazione. Ecco, no, diverse mail dicono che ci sono tantissime pratiche bloccate, c'è un numero di telefono solo che ovviamente è bombardato, ma ecco, commissioni mediche provinciali questo. Grazie, è l'esito ovviamente del lockdown sanitario, perché quelle erano attività che non si facevano. Immagino. Poi una domanda che riguarda proprio insomma, le mascherine. Lei da 4 mesi ci invita a non dismettere la mascherina. Forse una tirata d'orecchie andrebbe fatta al sindaco di Treviso, che oggi abbiamo visto immerso tra i bambini, tra selfie senza mascherine, magari se capita, insomma, per dare buon esempio. Io non ho visto i selfie, non ho visto niente. Ci sono. Non posso commentare robe che non ho visto. Ha visto ieri Crozza? Piaciuto? Sì. No, ho visto stamattina, non ho visto la TV, ho visto stamattina. Piaciuto? C'è ancora da lavorare sull'accento. Però insomma ne viene fuori questa realtà veneta della quale non si parlava mai prima nelle TV nazionali. Come si dice? Tutto quello che non strozza ingrassa. Massimo Zennaro. Cioè noi abbiamo sempre l'autonomia in piedi, spero che invece faccia uno sketch sull'autonomia, così rinfreschiamo la Costituzione anche a chi non crede all'autonomia. Presidente, io chiedevo invece, a valle di quanto detto dal professor Rigoli, è pensabile in che tempi secondo lei una modifica anche alle mascherine, per dire all'utilizzo dei dispositivi di protezione e al trasporto pubblico? Sto pensando a una serie di cose che sono non bloccate ma non funzionano come funzionavano prima. Ecco, questa
ricerca diventerà, poi avrà effetti, secondo lei, in che tempi? Elevatissimi. Guardate, il dottor Rigoli oggi porta all'esito di una ricerca, un esito iniziale che però è assolutamente come un ottimo campione, 60.000 tamponi, porta un risultato che, qualora fosse validato, e il fatto che il dottor Rigoli vi parli di un network nazionale dei microbiologi e dei virologi, vi parli di Spallanzani, vi parli insomma delle persone più autorevoli che ci sono rispetto a questi temi, va a dimostrare che poi, se fosse validato, ci sarebbe inevitabilmente una ricaduta. Abbiamo capito che ci sono dei positivi che non sono positivi, che potrebbero non essere positivi contagiosi. Cioè, sto pensando al messaggio che oggi da questa conferenza. Sì, ma adesso ci arrivavo. Immagino che cosa succede fuori quando arriva questa notizia qua. Ma è una notizia che ci dice che c'è un contingente di positivi che sono pericolosi, ma ce ne sono alcuni che sono stati annoverati come pericolosi che probabilmente avevano solo pezzi di virus, come vi ho detto, no? Non erano auto, ma erano delle portiere dimenticate dal virus. E dico che le ricadute... Allora, il dottor Rigoli, a mio avviso, ha detto, c'è stato un passaggio che vorrei sottolineare, dice: noi stiamo imparando giorno dopo giorno. È ovvio che se avessimo saputo tutte queste robe prima che fosse arrivato il virus, è inevitabile che avremmo anche sotto il profilo del piano di sanità pubblica avuto altri atteggiamenti. Osservate che senso ha fare i tamponi e l'isolamento per uno che ha pezzi di virus e che ha oltre 27 cicli di amplificazione per trovargli un minimo di fluorescenza. Capite che vuol dire fare star meno gente a casa, vuol dire far utilizzare meno dispositivi, c'è tutto un tema. E saranno i temi che affronteremo. Rispetto alle mascherine, io direi che cioè, il tema non è esorcizzare la mascherina e metterla sul banco degli imputati, il tema è di dire che la mascherina per un po' di tempo ce la dobbiamo avere in tasca, in borsa, da qualche parte. Se c'è un minimo di assembramento, indossiamola. Se riteniamo che il luogo nel quale stiamo andando abbia necessità, cioè, se noi entrassimo in un ambiente dove c'è polvere in sospensione, ma c'è qualcuno che sta spolverando, non so, c'è qualcuno con un compressore che soffia uno scantinato e avete la mascherina del coronavirus, voi cosa fate? Ve la indossate e dite vabbè, non sarà coronavirus ma mi riparo. Considerate che poi diventerà un elemento che utilizzeremo, no? Anche perché avremo una cultura rispetto all'assembramento che è diversa rispetto a quella che avevamo prima. Una volta si andava anche in due in cabina telefonica a fare una telefonata, oggi se ci fosse la cabina telefonica uno e basta, o congiunti. No, per dire che la mascherina, ovvio che non diventerà obbligatoria a vita, però utilizziamola nei luoghi dove c'è assembramento, nei locali chiusi, è un fatto anche di segno di rispetto nei confronti degli altri. Guardate, qui arrivano un sacco di mail, questo ve le posso anche far vedere, di tanti cittadini che rivendicano il fatto che siano rispettate le regole e non mi vengono a dire guarda in spiaggia non c'è una mascherina o in passeggiata. Guarda, io vado al supermercato, desidero che tutti abbiano una mascherina, è un fatto igienico oltre che di coronavirus, e sono in coda davanti che so, ai rivenditori di frutta e verdura, desidero che ci sia la mascherina e penso che sia un fatto anche di rispetto, no? Verso se stessi ma soprattutto verso gli altri. Marchero. Sì, Presidente, buongiorno, Ciao. Mi scusi. No, solo una domanda, cambiando argomento, in questo momento c'è un campione ricoverato in gravi condizioni, Alex Zanardi. Che io conosco fra l'altro. Lo so. Un in bocca al lupo. Poi chi ha conosciuto Zanardi sa benissimo che è una persona di un'energia e fra l'altro di un sorriso contagioso, contagiosissimo. Sempre positivo, di energia estrema, cioè considerate cosa è riuscito a fare dopo i tragici eventi che lo hanno visto coinvolto, per i quali ha perso gli arti. E, insomma, lui è il testimone della positività, della solarità, e infatti ieri quando ho visto la notizia ho detto spero veramente che ce la faccia. Lui è una fibra forte, spero che ce la faccia. Penso che sia un in bocca al lupo collettivo, penso che non ci sia un cittadino italiano che non provi simpatia per Alex Zanardi, che per chi lo ha conosciuto direttamente e chi magari lo ha visto in TV, perché poi è anche un personaggio famoso dal punto di vista televisivo. L'ultima volta l'ho incontrato se non ricordo male, alla consegna delle stelle al merito sportivo al CONI, e allora l'ho incontrato l'ultima volta.
Lui è un atleta, purtroppo è stato tragico questo incidente. Capiremo meglio cosa è accaduto, perché ho visto che adesso c'è anche un'inchiesta, c'è la procura che ha aperto un fascicolo, però tanto dobbiamo pensare e sperare che ce la faccia. Bene, se non ci sono grazie ragazzi, domande, grazie. C'è il dottor Rigoli ovviamente a disposizione per chi volesse fare intervista. Certo. Grazie. Bene, questa è la conferenza stampa del governatore Luca Zaia, molto importante, lo avevamo anche annunciato, insomma è una conferenza stampa nella quale ha parlato il dottor Rigoli, il primario di microbiologia di Treviso, ma che coordina le microbiologie del Veneto e che ha detto una cosa importante, uno studio scientifico proprio del Veneto sul virus e su come il virus si sta spegnendo. L'ha detto proprio il dottor Rigoli facendo proprio una disamina tecnica sulla perdita della carica infettiva del virus, del fatto che tantissimi positivi odierni non raggiungono più fortunatamente le terapie intensive, quindi scenari molto importanti. Ecco l'importanza anche della conferenza stampa di oggi, delle parole del dottor Rigoli di oggi, perché aprono degli scenari importanti. Poi faremo il punto della situazione con Ilaria Marchiori fra poco, adesso sta intervistando nuovamente il dottor Rigoli, ma insomma le tre ipotesi che ha detto il dottor Rigoli sono primo, 3 scenari, parliamo dell'autunno, il ritorno del virus con questa virulenza, con la virulenza che abbiamo visto, ma è un'ipotesi lontana, dice Rigoli, secondo i dati che si stanno studiando in questo momento. Oppure il ritorno come un'influenza, quindi la mutazione come un'influenza diciamo normale, oppure addirittura il comportamento della SARS che va poi a scomparire, la SARS di qualche anno fa, visto che l'80% insomma, del codice poi genetico è quello della SARS. E non è escluso appunto che si augura, il dottor Rigoli ha detto che ci sia questa terza ipotesi, non è escluso. Questo cosa significa? Significa che si potrebbe andare verso una soluzione, una situazione accennata peraltro già dallo stesso Zaia la settimana scorsa, e cioè di una deadline a luglio nella quale potrebbero anche vedersi tolte tutte le limitazioni che abbiamo visto fino ad adesso. Peraltro, altro fronte di dibattito, c'è invece una voce diversa a livello scientifico ed è una voce importante perché l'altro grande nome della squadra scientifica del Veneto, cioè il professor Crisanti, che invece l'ha persa diversamente e pensa che in autunno la situazione, se si allentassero le prescrizioni, potrebbe essere drammatica. Però ha detto Rigoli, cercando di non entrare dunque nella polemica, nonostante venisse rintuzzato ovviamente dai colleghi giornalisti, parliamo dei dati e i dati dicono questo per adesso. Non è ancora uno studio completo in modo da poter dire sì, possiamo toglierci le mascherine, lo ha detto, però questo è quanto si sta studiando e ha accennato al fatto, e ne parleremo probabilmente lunedì, di nuovi test, insomma in preparazione di quello che potrebbe essere l'autunno, nuovi test, multitest per poter anche testare in autunno, per prepararsi a eventuali ritorni del virus, un test in contemporanea sia sul coronavirus che sull'influenza. Ma di questo parleremo probabilmente lunedì, come ha accennato lo stesso governatore Zaia. Questo dunque il quadro scientifico e una svolta forse importante per il proseguo dei prossimi mesi. Tutto questo però non significa, lo ha detto Zaia, che le prescrizioni non servano e le regole sono importanti anche in questo momento. Regole e decisioni come quelle del Comune di Treviso di cui abbiamo raccontato ieri, cioè l'ordinanza che dalle 21 alle 3 del mattino impone il divieto di consumare, di vendere e poi consumare le bevande al di fuori, diciamo, dalla zona del locale. È un giro di vite importante con il quale del quale parliamo con il comandante della Polizia Locale di Treviso, Andrea Gallo. Buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, ci può rispiegare bene com'è l'ordinanza e cosa dice questa ordinanza del Comune di Treviso?
Ma l'ordinanza nel suo insieme direi che è anche semplice, nel senso che prevede da ieri fino al 29 di giugno 2 prescrizioni sostanzialmente. Per gli avventori di consumare dalle 21 alle 3 di notte le bevande all'interno dell'area di somministrazione, e per i gestori appunto di bar e ristoranti di servire la clientela solo ed esclusivamente all'interno dell'area di somministrazione dei piatti attici. Quindi sono queste 2 prescrizioni, direi comunque semplici, che rimarranno in vigore per 10 giorni. Ecco, la domanda che ci si pone subito è: perché per 10 giorni? Ma per 10 giorni perché comunque il fenomeno che si è verificato la settimana scorsa, cioè degli assembramenti, è stata la prima volta che è stato appunto verificato a Treviso, quindi era inutile adottare un provvedimento molto più ampio nel tempo, quindi prolungato nel tempo, 10 giorni, dopodiché il sindaco, che ricordiamo essere l'autorità sanitaria locale, valuterà i risultati di questa ordinanza e poi deciderà sul da farsi. Quindi questi 10 giorni sono un test, vediamo com'è la situazione e poi dal 10° giorno, dal 29 di giugno, si deciderà se proseguire o no in questa direzione. Questo è il concetto? Ma direi che non è proprio il test. Ci sono state delle situazioni che si sono verificate la settimana scorsa di assembramenti importanti in alcune piazze, in alcune vie, in varie zone di Treviso, per cui il sindaco ha valutato, e credo correttamente, di adottare questo tipo di provvedimento, adottandolo, ripeto, per 10 giorni, e dopodiché valuterà in base a quello che si verificherà in questi 10 giorni se sia il caso di prolungare oppure di interrompere la validità dell'ordinanza. Ecco, ricordiamo quali sono le sanzioni per chi non rispetta queste regole. Certo, le sanzioni sono fondamentalmente di 2 tipi, e cioè sanzioni amministrative pecuniarie da 400 a 3.000 euro. Nel caso in cui la violazione fosse verificata a carico del locale, c'è anche la sospensione dell'attività per 5 giorni. Però devo dire che il bilancio che possiamo tracciare dalla prima serata, cioè ieri sera, è assolutamente positivo. Quindi abbiamo potuto verificare nuovamente una grandissima collaborazione anche da parte dei gestori. Questo l'abbiamo verificato in tutte queste settimane, in questi mesi, quindi devo dire che assolutamente continua ad esserci questa grande collaborazione da parte dei gestori, e pertanto ieri sera non è stata registrata alcuna violazione, e la speranza appunto che continui anche stasera e nei prossimi giorni fino, ripeto, al 21 e anche dopo questa data. Senta, dall'inizio dell'epidemia, dai momenti più difficili, poi chiaramente poi la situazione è mutata nel corso delle settimane, mi traccia un po' un bilancio del comportamento dei trevigiani? Ma il bilancio è decisamente positivo, nel senso che se noi verifichiamo tutti i controlli che sono stati fatti da fine febbraio fino ad oggi, e parliamo di circa 15.000 persone controllate, devo dire che il numero di sanzioni che abbiamo elevate sono lo 0, qualcosa. Quindi che cosa significa? Che veramente la maggior parte, la stragrande maggioranza dei trevigiani ha osservato le regole. D'altra parte possiamo anche verificare in questi giorni che continuano i trevigiani a portare la mascherina anche dove non serve. Quindi che cosa significa? Che i trevigiani hanno capito l'importanza di rispettare le regole e di continuare a rispettarle. Quindi il bilancio, ripeto, è decisamente positivo. È stato anche un nuovo approccio per voi, per le forze dell'ordine, trovarsi di fronte a questo tipo di controlli. Come l'avete gestito? Ma diciamo che l'approccio sì, è stato nuovo, perché comunque nuova era la situazione da gestire. Devo dire che c'è stato come sempre una grande collaborazione da parte di tutte le forze dell'ordine. In alcuni casi ci siamo suddivisi le zone, e una collaborazione che sta continuando anche in queste sere, perché come è successo ieri sera, ma come è successo anche negli ultimi fine settimana, anche in base all'ordinanza della questura, c'è una grande collaborazione e sinergia tra tutte le forze di polizia. Quindi ci sono pattuglie della polizia locale, dei carabinieri, della questura, della Guardia di Finanza, quindi tutte le forze di polizia orientate per il rispetto delle regole. Ma ripeto, non ci sono state sanzioni né ieri sera né negli scorsi giorni, e quindi questo dimostra che le regole vengono rispettate. Quindi diciamo che i cittadini aiutano anche in questo senso quello che è il lavoro delle forze di polizia. E un altro fronte che abbiamo potuto poi affrontare in queste settimane ovviamente è fine del lockdown, ritorna un po' invece non dico l'allarme magari in città, però insomma nella Marca, nella provincia, ritorna un po' quell'allarme sicurezza
che era assopito ovviamente con il lockdown, si era detto zero furti, ovviamente le persone sono in casa, eccetera. Da questo punto di vista voi vedete qualcosa di diverso? C'è da tornare a dire alle persone occhi aperti? Beh, sicuramente sì, nel senso che non tanto per Treviso, perché i fenomeni legati ad esempio ai furti tutto sommato sono rimasti assolutamente sotto controllo, però abbiamo anche verificato in tutta la provincia, io naturalmente mi rapporto anche con i colleghi degli altri comuni e abbiamo visto che ci sono stati alcuni comuni che sono stati un po' bersagliati nuovamente da questi fenomeni come i furti oppure altri tipi di reati per l'appunto. Per cui gli occhi vanno sempre tenuti aperti, se ci sono situazioni naturalmente che sembrano quantomeno strane, è giusto e opportuno e necessario chiamare le forze di polizia. Devo dire che comunque un segnale importante che stiamo registrando a Treviso è anche la lotta allo spaccio. Devo dire che effettivamente quelle zone rosse così chiamate come via Fumicelli, Giardini di Sant'Andrea, come via Roma, effettivamente sono assolutamente ancora sotto controllo e quindi devo dire che i segnali che stiamo registrando sono decisamente positivi. Quindi i controlli continueranno, poi c'è questa nuova ordinanza, insomma vedremo come andrà. Lei ha detto insomma la prima sera è andata bene, poi vedremo un po' come andrà nei prossimi giorni. Grazie allora, grazie al comandante Gallo, grazie e buon lavoro. Grazie e buon lavoro a voi. Grazie, grazie. Allora, dovremmo avere fra pochissimo in collegamento la nostra Ilaria Marchiori, credo dalla sala stampa di Marghera, dovrebbero aver finito anche le interviste poi a parte con il dottor Rigoli, fatemi sapere se c'è. Nel frattempo torniamo a parlare dell'altro grande fatto insomma, di queste ore, e cioè il drammatico incidente di Alex Zanardi, di cui ha fatto cenno anche il governatore Zaia, insomma l'in bocca al lupo collettivo. C'è un altro bollettino di queste ore. A parlare è il professor Giuseppe Oliveri, direttore di neurochirurgia, che ha operato Zanardi proprio in queste ore. Continua a dire, insomma, a ribadire che al momento le sue condizioni sono gravi ma stabili. È arrivato da noi, ha detto Oliveri, con un trauma cranio-facciale importante, con un fracasso facciale, è stato operato per toppare la situazione. Adesso tutti i numeri sono buoni, compatibilmente con la situazione. Dunque, condizioni che restano molto gravi ma stabili. Questo è già un elemento importante. La domanda che tutti si fanno, dice poi il sito di Repubblica, è se in una situazione come questa ci sia spazio per l'ottimismo, e lui ha detto: io lo curo perché vale la pena di essere curato, essere ottimista o meno non serve a niente. Quali potrebbero essere le conseguenze neurologiche? Sono ipotesi, dice il professore, che adesso non ha senso fare. Io so solo che ho parlato con la moglie e quello che ritengo è che è un malato che vale la pena di curare, che deve essere curato. Come la prognosi sarà domani o fra una settimana non lo sappiamo, dunque resta ovviamente una grande incertezza. Peraltro vi facciamo vedere adesso proprio un video che riguarda il messaggio che ha mandato, che ha postato su Instagram proprio Zanardi poco prima di iniziare quel passaggio di staffetta che poi lo ha portato all'incidente. Ecco le parole che diceva Zanardi poco prima dell'incidente. Ciao, sono qua con Enrico, siamo arrivati a Brolio, ci hanno dato un bellissimo pensiero, il cuore del nostro paese. Guarda che cosa ci hanno fatto, benvenuti a Brolio. E solo in Italia accadono certe cose. Grazie ragazzi, vi voglio bene. Grazie a voi. Siete nel nostro cuore, sempre. Questo dunque, l'avete visto, il sorriso di Zanardi impegnato in questa staffetta tricolore, e poi poco dopo il dramma a Pienza in Toscana. Sono ore ovviamente di grande ansia. Abbiamo sentito all'inizio di questa edizione straordinaria le parole del sindaco di Noventa Padovana, Alessandro Luigi Bisato, e a novembre scorso a Bassano Zanardi si trovava in una scuola a parlare con gli studenti. Lo aveva appunto realizzato un servizio alla nostra redazione di Bassano. Allora sentite quali erano le parole di Zanardi a novembre scorso proprio a Bassano. Quando tutto sembra perduto e l'obiettivo si allontana, è necessario trovare fra le proprie energie quei 5 secondi di forza extra che possono fare la differenza.
È questa in soldoni la regola dei 5 secondi che Alex Zanardi ha donato agli studenti delle superiori di Bassano nel corso di un incontro al Pala 2. In ballo il tema della forza e della tenacia che l'atleta ha saputo sviscerare con la carica che lo contraddistingue. Dopodiché arrivano le difficoltà, arrivano dei momenti in cui le difficoltà sono ancora più grandi e sembra impossibile poter andare oltre, e la metafora dei 5 secondi significa questo: chiudi gli occhi se serve ma tieni duro, prova a tenere duro altri 5 secondi, è chiaramente una metafora ma alle volte accade di riaprire gli occhi e scoprire che ti stava di fianco l'avversario ideale che tentavi di battere è effettivamente rimasto indietro e che quindi valeva davvero la pena farlo quel tentativo. Attenzione però, provarci non vuol dire buttarsi a occhi chiusi senza pensare alle conseguenze. Provarci non significa tapparsi gli occhi e buttarsi comunque, perché poi quando va bene prendi anche una sonora capocciata, se va bene, perché potresti andare incontro anche a conseguenze peggiori, però laddove esiste il rischio di sbagliare, attenzione, di commettere un errore che ti riporta un po' indietro, ma le possibilità sono in misura superiore, allora è lì che devi attingere all'esperienza che hai già fatto, al tuo talento, a ciò che hai già costruito, per dire i rischi posso controllarli, però se le possibilità effettivamente ci sono, tanto vale tentare. Il servizio di Ferdinando Garavello del novembre scorso dalla nostra redazione di Bassano, di Rete Veneta, chissà se in questo momento dentro di sé, nel suo inconscio, insomma, l'animo di Zanardi sta utilizzando questa regola dei 5 secondi della quale aveva parlato agli studenti di Bassano. Parametri stabili, ribadiscono i medici, i miglioramenti saranno lentissimi, questo è quello che dicono i medici sulle condizioni di Zanardi, che come sapete abita a Noventa Padovana da molti anni. È una notizia, ha detto il sindaco Bisato, che c'è entrata nelle carni nelle ultime ore e noi tutti stiamo aspettando di poterlo riabbracciare, di poter riabbracciare Alex Zanardi. Non so se abbiamo collegamento con Marghera, datemi non ancora, forse fra poco. Nel frattempo, tra le altre cose che ha detto Zaia, ha ribadito la questione delle elezioni e quindi un po' come ha detto anche ieri, a questo punto dice Zaia la data importante da fissare e chiede che venga deciso è quella del 20 settembre. L'idea di Zaia e degli altri governatori, peraltro un desiderio trasversale, era quello di votare a luglio, ma ormai la situazione è andata verso settembre e quindi, come ha deciso poi il decreto elezioni, c'è questa finestra 15 settembre 15 dicembre, ma a questo punto dice se questa è la situazione bisogna votare il 20 di settembre, altrimenti la situazione sarà drammatica e in ogni caso convocheremo il 20 settembre se verrà deciso diversamente. Come sapete le regioni hanno la facoltà poi di decidere il voto per le regionali, stante ovviamente la finestra che viene indicata dal Parlamento. Allora vedo Ilaria Marchiori. Ilaria, buongiorno, sei con il nostro Federico Cibotto. L'abbiamo accennato un po' prima alla fine della conferenza, una giornata importante perché questo studio e le parole di Rigoli parlano di un virus che si sta spegnendo. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a tutti i telespettatori. È proprio così, come ha detto il dottor Roberto Rigoli, che è primario di microbiologia dell'ospedale di Treviso, nonché il coordinatore delle 14 microbiologie del Veneto e che quindi sente sistematicamente. Bene, questi sono i dati preliminari, ha voluto sottolineare all'inizio della sua conferenza, però una ricerca che sta dando degli esiti davvero interessanti dal punto di vista della carica del virus. Il primo fra tutti è che il virus sembra proprio essersi indebolito, dunque aver perso la sua potenza ad oggi, lo specifichiamo ad oggi. Questo perché? Come l'hanno scoperto? Perché dai 60.000 tamponi che sono stati realizzati dal 1 giugno, stiamo parlando dei 4 hub che sono stati, dei dati che sono stati presi in considerazione dai 4 hub di Treviso, Venezia, Mestre,
Mestre, Verona e Vicenza, anche se il dottor Rigoli ha voluto sottolineare che anche tutti gli altri stanno collaborando ampiamente, ma questi per specificare sono i dati presi da questi 4 hub. Ebbene, di 60.000 tamponi effettuati dal 1° giugno, 210 sono risultati positivi, ma c'è un dato da specificare, ovvero 199 sono di ciclo alto, ovvero coloro che sono diventati positivi molto più tardi e quindi che probabilmente poi non sono contagiosi, e poi 11 positivi in quello che è stato definito ciclo basso, 7 di questi sintomatici e 4 asintomatici. Ebbene, di questi 7 sintomatici 3 sono risultati con il ciclo alto. In sintesi, cosa significa? Che dei 60.000 tamponi effettuati dal 1° giugno, i casi davvero preoccupanti sono questi 3. Dunque 3 casi preoccupanti da tenere sotto controllo di 60.000 tamponi. Questo è stato proprio il dato che ha portato il dottor Rigoli a fare le affermazioni di oggi, ovvero quelle che il virus si è indebolito e che quindi ha perso di potenza. È un dato importantissimo che apre anche nuovi spiragli, un dato che arriva oggi e che arriva perché in questi mesi si è studiato tanto, non lo si poteva scoprire nei mesi di contagio principale, perché la preoccupazione primaria in quel periodo era poter salvare più vite possibili e capire che cosa stesse accadendo. Però è una ricerca che continuerà anche nei prossimi mesi. Tra l'altro c'è un altro progetto importantissimo in campo di cui è sfuggito qualcosa nel corso della conferenza proprio alla fine, ma poi il governatore ha cucito le bocche perché se ne parlerà più avanti, ovvero da quello che si è capito inizialmente un progetto che potrebbe, se parte nel modo giusto, permettere di capire da quale virus una persona è stata contagiata, dunque se si tratta di influenza, di coronavirus o altro. Se questo progetto partisse, entrasse realmente in campo, sarebbe importantissimo, ma ovviamente tutto al condizionale, tutto ancora da specificare. Il Veneto comunque continua in questa ricerca per capire quanto il virus sia potenziato o meno e quanto possa essere anche contagioso. E poi è stata spiegata tutta la questione di queste cellule cui il virus si attacca, perché una volta che il paziente è guarito, queste cellule ritornano in qualche modo nelle vie aeree, ovvero dove il virus si trovava inizialmente prima di scendere nelle zone polmonari, e ritornano in qualche modo divise. Ecco perché in alcuni casi, non in alcuni casi, ma ecco perché quando ci sono queste cellule divise nelle vie aeree il paziente risulta positivo, ma in realtà è un falso positivo, perché quelle cellule sono morte, sono solamente ritornate su, ma il virus non c'è, e dunque di conseguenza il paziente può risultare positivo, ma in realtà non lo è e non è nemmeno contagioso. Dunque tantissime le cose che si stanno scoprendo, tutti i medici stanno lavorando, gli esperti lavorano giorno dopo giorno, e è importante anche per noi e anche per chi ci ascolta capire questo virus e capire che cosa succeda. Il dottor Rigoli non si è voluto esprimere su quello che accadrà nei prossimi mesi, su e come il virus potrà ritornare, però questo sicuramente ad oggi è un ottimo segnale. Peraltro, ecco, dicevi tu, ha dato 3 scenari però molto ipotetici e poi non hai voluto entrare un po' sulla questione, ma il dibattito resta di quello che invece continua a sostenere invece il professor Crisanti, che dicevamo prima l'altro grande nome della squadra scientifica del Veneto, secondo il quale invece se le misure vengono mollate, anche i dispositivi, la situazione potrebbe essere drammatica, cioè un ritorno del virus virulento. Su questo, insomma, Rigoli ha detto, se non sbaglio, stiamo ai dati odierni. Sì, non sbaglia assolutamente, Nicola ha detto proprio così, per cui non ha commentato la domanda che gli è stata posta riguardo quanto sta dichiarando in questi giorni proprio il professore Andrea Crisanti, e dunque probabilmente anche alla luce di queste dichiarazioni il professor Crisanti interverrà nuovamente e cercheremo di capire che cosa dirà. Però da parte del dottor Rigoli non c'è stata risposta in merito.
Benissimo, allora grazie a Ilaria Marchiori e Federico Cibotto, grazie allora per questo riassunto importante per chi si fosse perso insomma la conferenza stampa del governatore. Andiamo in pubblicità, poi torneremo a parlare di elezioni regionali con due ospiti. Rieccoci in diretta con la nostra edizione straordinaria e dunque torniamo a parlare di elezioni regionali. Abbiamo sentito poco fa, per chi se lo fosse perso, insomma, la conferenza stampa del governatore Zaia e le parole del dottor Rigoli molto importanti sullo studio che sta facendo proprio il Veneto sull'andamento del virus. È un virus che sta perdendo la sua carica, si sta spegnendo, quindi offre degli scenari importanti per il futuro, ce l'ha spiegato poco fa Ilaria Marchiori. E tutto questo c'è il nodo delle elezioni. Allora io saluto elezioni regionali, ovviamente saluto e ringrazio i nostri ospiti di questa ultima parte, della prima parte delle elezioni straordinarie, scusate il gioco di parole. Gianangelo Boff, commissario della Lega Treviso, buongiorno. Buongiorno a voi. E Fabio Crea, Fortelli d'Italia, buongiorno. Buongiorno ai telespettatori. Allora, vi faccio sentire, perché il nodo è quello, data elezioni regionali, ma non solo. Vi faccio sentire quello che ha detto in 30 secondi ieri, era a Treviso, nel Trevigiano, per visitare un'azienda, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, il pentastellato Fraccaro. Roberto Fraccaro, sentite cosa ha detto. Il Parlamento ha approvato il decreto, credo che si stia orientando verso il 20 settembre, insomma ci saranno elezioni comunali, elezioni regionali e anche il referendum costituzionale per il taglio del numero di parlamentari. Insomma un'altra promessa mantenuta. E sembra però dopo l'inizio delle scuole alla fine? Anche questo si sta definendo, la ministra Azzolina sta lavorando per la riapertura delle scuole, noi ci auguriamo che sia il prima possibile, credo che le famiglie italiane lo stiano chiedendo. Allora, così ha detto il sottosegretario Fraccaro, ci si orienta verso il 20-21 come data dell'election day, però ancora una data non c'è. Allora, intanto partiamo da qui, la data, Boff. Lo vedo congelato, allora mentre lo vedo bloccato, allora ritorniamo da Boff, allora, sentiamo Crea. La data è importante e la chiede a gran voce Zaia da tempo, ma ancora non c'è. Sì, infatti non capisco a cosa si riferisse il sottosegretario Fraccaro quando parlava di un'altra promessa mantenuta. Intanto devo dire che il governo di promesse ne ha fatte, ma di mantenute sinceramente ne abbiamo viste molto poche. Per quanto riguarda la data è un'altra prova di inefficienza di questa maggioranza, perché stiamo andando avanti da più di un mese e ancora questo governo, l'ultimo è stato il fallimento del tentativo di votare l'altra sera in Senato la data, e non riesce a stabilire quella che è la data delle elezioni. Operazione più facile credo non ci sia. Diceva bene, ha sempre detto nelle settimane scorse il presidente Zaia che si sarebbe dovuto votare a luglio, a fine luglio, e non certamente posticipare ad un periodo in cui c'è il forte rischio, così come ci dicono alcuni esperti, di una recrudescenza del coronavirus. Dio non voglia che questo succeda innanzitutto per la tutela della situazione sanitaria, ma soprattutto perché si rischierebbe, come forse è auspicio di questo governo e di questa maggioranza così legata alle poltrone, ritardare il più possibile una elezione che è un'elezione importante politica, certamente quella delle elezioni regionali, che ratificherebbe quella che è la volontà popolare, e cioè quella di un governo non soltanto nelle regioni ma a livello nazionale a trazione del centrodestra. Boff, è una data che ancora non c'è e il Zaia insomma auspica ormai, a questo punto ha detto anche oggi, ormai la velleità di luglio ormai è andata, almeno il 20 settembre. Diciamo il 20 luglio non è, fosse stato anche in luglio non sarebbe stata una velleità, perché comunque noi adesso abbiamo centri commerciali aperti, abbiamo negozi aperti, abbiamo comunque l'attività degli alberghi che pian pianino comincia a ripartire, stiamo partendo con i centri estivi per i ragazzi, quindi non vedo perché in luglio non si sarebbe potuto andare a votare. È solo, fra virgolette, come dice anche l'avvocato Crea, un governo che pensa che procrastinando le elezioni, rinviando la democrazia
e andando avanti a suon di decreti legge possa in qualche modo arrestare quella che è ormai l'inarrestabile ondata che prima o poi li travolgerà, perché ormai la gente ha capito chiaramente che ci vuole una ricetta diversa, ha capito chiaramente che ci vuole un'idea diversa per un'Italia, cioè i problemi che ci verranno avanti in questi mesi saranno problemi molto importanti e la ricetta economica non può essere quella di andare avanti a bonus o a piccole elargizioni che vanno poi ad aggravare la situazione del debito pubblico. Cioè gli italiani hanno bisogno di una ricetta politica, di idee chiare e hanno bisogno di venire fuori da questa situazione. E attenzione, perché questo periodo qua è molto importante, perché logicamente in situazioni come queste anche il tempo in cui si reagisce è molto importante, cioè arrivare in ritardo ora significa poi perdere anni in futuro. Senta, si sta un po' discutendo in queste settimane proprio sulle elezioni regionali nel centrodestra di questa frizione proprio Lega Fratelli d'Italia, oggetto del contender, insomma il contratto, insomma quel documento di cui parlava anche Zaia, di cui parlava Salvini che era qualche giorno fa a Verona sull'autonomia, cioè quella specie di out-out diciamo agli alleati, o si sottoscrive, insomma, o si è tutti d'accordo sull'autonomia oppure andiamo da soli. Com'è la situazione? E poi lo chiediamo anche a Crea. Com'è la situazione all'interno della Lega su questo? Beh, è una situazione che è imprescindibile, cioè noi abbiamo un voto democratico da parte dei cittadini veneti che vogliono l'autonomia per il Veneto, quindi noi non possiamo più rischiare in nessun modo. E attenzione, autonomia non vuol dire ma vediamo, diamo l'autonomia quella leggera, quella light, no, light ci sono le bevande, c'è tutte quelle altre robe, l'autonomia o c'è o non c'è. Autonomia vuol dire responsabilizzare le regioni, dare le risorse alle regioni e vuol dire far gestire le materie alle regioni, punto. In quel documento c'è scritto questo. Chi è disposto a sottoscrivere quel documento, che non viene da una volontà della Lega, viene da un referendum popolare votato costituzionalmente regolare, votato dai cittadini veneti. Quindi noi sulla base di quel mandato non possiamo tradire i nostri cittadini veneti che hanno delegato in realtà qualsiasi forza politica a portare avanti quel progetto, perché non è che sia della Lega, di Fratelli d'Italia piuttosto che di Forza Italia piuttosto che del PD. I cittadini veneti di tutti i colori politici hanno votato un referendum e democraticamente hanno deciso che il Veneto vuole avere l'autonomia. In quel documento c'è la chiarezza e tutti i passaggi che devono essere perché sia un'autonomia che tale si possa chiamare, e quindi chiunque aderisce a quel progetto, a quel documento, sicuramente è nostro amico e nostro alleato. Chi non è disposto a sottoscrivere un documento che vincola in maniera imprescindibile all'autonomia non può, è sicuramente un compagno di viaggio che non può assicurarci di poter dare quella risposta ai veneti che ci chiedono con il referendum, e a quel punto non è possibile fare un'alleanza. Ecco, ma quindi tra le righe si pare di capire che la Lega ritenga che Fratelli d'Italia su questo non è affidabile, è così? Sentiamo anche poi la replica di Crea, ma in sostanza se si dice facciamo un contratto vuol dire che si crede che l'alleato non sia affidabile su questo? Noi non mettiamo in dubbio la fiducia di nessuno, abbiamo già avuto esperienze in passato, qualcuno si ricorda l'esperienza con Fini, ma poi l'avvocato Crea me lo insegna che quando lui deve fare un accordo tra due suoi clienti, sicuramente non è che gli fa dare una stretta di mano, una pacca sulla spalla, gli fa fare un documento dove tra persone, tra galantuomini ci si scrive quello che si ha intenzione di fare, lo si sottoscrive entrambi e così tutti siamo tranquilli. Cioè, i latini dicevano verba volant scripta manent, quindi se le intenzioni sono quelle, se la volontà è quella, nulla question a mettere una sigla su un documento e a sottoscriverlo, cioè non c'è nessun problema. Crea.
Ma guardi, devo dirle che questa questione relativa al contratto sull'autonomia, che lascerebbe sottintendere, ma credo che sia un aspetto solo mediatico, forse di una certa stampa, non solo è un falso problema, perché il problema non c'è. Lo ha detto chiaramente su una testata locale, quindi una testata regionale, qualche giorno fa, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Lollobrigida, che ha chiaramente ed espressamente confermato la volontà da parte, e quindi ufficialmente, non perché lo dica io evidentemente, ufficialmente la disponibilità da parte di Fratelli d'Italia a sottoscrivere a livello nazionale, oltre che regionale, qualsiasi accordo sulla autonomia. Però ha detto qualcosa di più anche il capogruppo di Fratelli d'Italia. Ha detto che insieme alla... peraltro devo anche dire che sarebbe superfluo, ma certamente si potrà sottoscrivere il contratto, ma è superfluo perché Fratelli d'Italia, come tutto il centrodestra, nel 2017, quando andarono a votare quasi il 60% dei veneti con una vittoria schiacciante del referendum, quasi il 97%, quindi un plebiscito, il centrodestra e Fratelli d'Italia era presente accanto alla Lega per sostenere e vincere il referendum. Però Lollobrigida ha detto qualcosa di più, ha detto che è necessario sottoscrivere non soltanto il patto sull'autonomia a livello regionale e nazionale, ma anche sottoscrivere il cosiddetto patto anti-inciucio, e cioè di avere la garanzia nelle prossime elezioni politiche, sperando che siano sufficientemente presto, di sottoscrivere un accordo tra gli alleati del centrodestra, che non ci si ritrovi poi a governare con un partito che non è alleato della coalizione che sostiene un determinato programma elettorale, perché noi sosteniamo il programma anche dell'autonomia, però è assolutamente necessario che poi non ci si ritrovi, come è successo purtroppo nel 2018, la Lega insieme ai 5 Stelle, che ha determinato il problema politico della impossibilità di ottenere l'autonomia, perché ricordiamo che chi ha bloccato l'autonomia dopo il referendum della Regione Veneto e della Regione Lombardia non è stato certamente né il centrodestra né Fratelli d'Italia, è stato i 5 Stelle, che era in quel momento alleato della Lega. Quindi Lollobrigida e quindi ufficialmente Fratelli d'Italia afferma la condivisione del principio autonomistico, della necessità di arrivare all'autonomia, ma ci deve essere un'assunzione di responsabilità a livello politico centrale, certamente non lo farà questo governo, che quando il centrodestra riuscirà a governare avrà la possibilità di fare di realizzare l'autonomia, e quindi il patto anti-inciucio dovrà essere un ulteriore elemento di quel contratto sull'autonomia. Come dire, questo allora, il famoso governo giallo-verde è rimasto un po' così sullo stomaco a Fratelli d'Italia. Allora, ognuno logicamente cerca di ricostruire le cose come ritiene opportuno. Io ho sentito diversi pronunciamenti anche da parte del leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, anche in epoca successiva al referendum, che dove si dichiarava sulla stampa nazionale molto prudente e anche a volte contraria rispetto all'autonomia. Quindi voglio dire, ci sono state dichiarazioni in questo senso, quindi il fatto che adesso la Lega chieda una maggior garanzia non è perché è stata folgorata sulla via di Damasco oppure perché si è dimenticata qualche passaggio. Poi è ovvio che l'esperienza del governo giallo-verde è stata un'esperienza fatta in un momento di emergenza in cui fu la stessa Forza Italia, fu lo stesso Berlusconi a dire qualcuno vada avanti, cerchiamo di vedere se si riesce a fare qualcosa, ma penso che l'esperienza che Salvini ha avuto nel periodo del governo con il governo giallo-verde sicuramente gli abbia fatto maturare, diciamo, la certezza che un governo di quel tipo là penso non si potrà più presentare, ma perché il problema è che dall'altra parte
non c'è un interlocutore che abbia un'idea politica, un progetto di paese, perché vedete, a volte parlare di cose astratte, cioè dell'idea politica, del progetto politico, sembra che siano le cose che non risolvono i problemi ai cittadini. Io però sono fermamente convinto che per uscire da questa situazione, che è molto grave, stiamo parlando di un calo del PIL da qui a fine anno del 10%, cioè in autunno ci saranno problemi e si vedono già ora, ma lì si vedranno in maniera più tangibile. Cioè questo paese ha bisogno di un grande progetto politico, e il progetto politico non può essere quello dell'assistenzialismo, non può essere quello della spesa pubblica, cioè il progetto politico deve essere un progetto politico liberale, che dia fiato alle imprese, che dia fiato ai nostri imprenditori, che abbassi le tasse, che consenta alle nostre imprese di ritornare competitivi a livello mondiale, altrimenti ne va del futuro del paese. Quindi noi in questo caso dobbiamo stringerci attorno al centrodestra, a Fratelli d'Italia, a Forza Italia, in un grande progetto politico che preveda un futuro, un'idea politica diversa per questo paese, e solo il centrodestra può esprimere questo. Cioè la sinistra purtroppo ha un'idea troppo assistenzialistica del paese, ha un'idea che fra virgolette non può conciliare le due cose, cioè vediamo la situazione che si sta creando anche in questo momento di continua vessazione, nonostante il periodo di difficoltà, di continua vessazione, ritardi eccetera per le nostre imprese. Confindustria stessa sta criticando in maniera fortissima il governo, perché si accorge, cioè o bene o male gli slogan per televisione o sui giornali possono anche fare la notizia di un giorno, ma un imprenditore, un'unione industriali che hanno da mandare avanti le loro imprese, e attenzione, questi non sono di destra o di sinistra, perché questi hanno saputo criticare i governi di destra, hanno saputo criticare i governi di sinistra, quindi non è che sono schierati di qua o di là, però hanno chiaramente detto questo governo fa solo annunci, cioè noi risposte non ne vediamo, le nostre imprese stanno soffrendo, i nostri dipendenti sono in cassa integrazione, non ricevono la cassa integrazione che noi magari abbiamo già anticipato, abbiamo bisogno di ossigeno perché altrimenti qui salta tutto, e risposte non ne arrivano da questo governo, perché è un governo che non ha l'attenzione, cioè l'idea politica è fondamentale in questo momento, perché se prendiamo la direzione sbagliata con il debito che ci andiamo ad assumere per venire fuori da questa crisi, se lo usiamo per fare le cose sbagliate siamo finiti, cioè l'Italia deve fare azioni che le portino verso un paese moderno, un paese europeo, un paese che sta sull'economia mondiale, cioè non possiamo più pensare di diventare il paese assistenzialista sudamericano. Una cosa che chiedo alla regia, mi state chiamando alla pubblicità o scusate, un dettaglio tecnico, mi state chiamando alla pubblicità? Ah, ok, allora immagino che sul discorso di Boff sia d'accordo della seconda parte Crea, non magari tantissimo sulla prima parte su Meloni, ma le lascio adesso ampia possibilità per discutere di questo subito dopo qualche minuto di pubblicità. Rieccoci in diretta, stiamo parlando di elezioni regionali ma non solo. Allora ripartiamo da Fabio Crea, Fratelli d'Italia. Dunque diceva Boff, Meloni un po' fredda sull'autonomia da qualche mese fa? No, la Meloni non è certamente fredda, il discorso della Meloni sull'autonomia era un discorso più organico e che aveva riguardo a una ristrutturazione di tutto il sistema statale, nel senso che l'accordo su federalismo e autonomia è un accordo che deve rientrare nell'ambito di una revisione della struttura statale in senso presidenzialista. Questa è stata sempre coerentemente la direzione istituzionale e costituzionale, progetto costituzionale di Fratelli d'Italia, quindi assolutamente non c'è un dissenso rispetto a quello che è il progetto di cui la Lega chiede appunto la sottoscrizione del contratto, e ripeto, Lollobrigida è il capogruppo alla Camera e quindi la sua è evidentemente una dichiarazione ufficiale. Sulla seconda parte dell'intervento di Boff non posso che essere altrettanto d'accordo. Noi siamo in presenza di un governo che in questi mesi e mi riallaccio a quella paradossale dichiarazione del sottosegretario Fraccaro, un'altra promessa mantenuta, potremmo dire un'altra promessa. Del mantenimento delle promesse di questo governo certamente non ce lo ricordiamo, così come non si ricordano i 2,5 milioni di imprese
italiane che hanno dovuto anticipare, dati ufficiali di oggi, che hanno dovuto anticipare le casse integrazioni. Non ci siamo dimenticati come il presidente Conte un mese fa, quindi a circa 2 mesi e mezzo, quasi 3 mesi dal lockdown, ha in maniera tronfia dichiarato che erano stati pagati tutti 600 euro, come se i 600 euro fossero quel bazooka che era stato promesso e che nessuno ha mai visto. Stiamo parlando di un governo che, come ha detto Boff, ha adottato solo misure assistenziali e peraltro, come dimostrano i 600 euro, la cassa integrazione non è riuscita peraltro a pagarle per intero. Ci avviamo a un calo del PIL che sfiorerà purtroppo il 10%. Attendiamo la cessazione degli ammortizzatori sociali in settembre, probabilmente, purtroppo grazie a questo governo, la chiusura di imprese e quindi ulteriori disoccupazione. Non so come questo governo pensi di affrontare il futuro e come pensi di farlo affrontare all'Italia. Alla luce di tutto questo abbiamo un governo che non riesce a stabilire una data delle elezioni, però quello che riesce a fare sono gli stati generali di Villa Pamphili. L'unica speranza che abbiamo è che questi stati generali possano ripercorrere la storia degli autentici stati generali francesi, che finirono qualche giorno dopo l'ultima convocazione nel 1789 con la rivoluzione francese. Sarebbe un segnale questo per mandare a casa questo governo, quindi l'auspicio del segretario, del commissario Boff è anche il nostro auspicio. Vi chiedo 10 secondi a testa sul serio perché siamo in chiusura e stiamo già sforando. Allora, quando si fa questa sottoscrizione del contratto, il patto? Crea? Qua... Prego, Boff. No, qua probabilmente per quanto mi riguarda dipende appunto da chi sta sopra di noi, quindi per quanto mi riguarda penso che ci siano interlocuzioni adesso tra... Allora, mi sembra di capire che per quanto ne parliamo adesso io e Crea stiamo parlando la stessa lingua e abbiamo le stesse intenzioni, per cui se ciò corrisponde anche a quello che poi pensano chi sta sopra di noi, è ovvio che la cosa va verso questo. Crea? Va verso il confine. Certamente il commissario provinciale Boff ha molta più voce in capitolo di me, che sono un semplice iscritto a Fratelli d'Italia. Diciamo che ho fatto un po' il portavoce di chi ha fatto le dichiarazioni ufficiali, che è appunto Lollobrigida, per cui come ha detto il segretario Boff, ci rimettiamo agli organi, agli enti superiori. Vedremo cosa accadrà. Grazie, allora, grazie a Gianangelo Boff, grazie a Fabio Crea. Grazie a voi, grazie buon lavoro. Buona giornata. Arrivederci, grazie. Fabio. Grazie. Allora noi siamo in chiusura, abbiamo sforato qualche minuto, chiedo scusa alla regia e all'emissione e ci rivediamo alle 17:30 come al solito per riprendere le novità di questa giornata. Non ci sono aggiornamenti sulle condizioni di Alex Zanardi, che resta appunto in gravi condizioni ma stabili. Alle 5:30, grazie.